Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui per la seconda sessione della giornata di oggi. La sessione di stasera è particolarmente interessante perché davvero mettiamo in pratica quello che abbiamo scritto sul programma, cioè facciamo parlare i professionisti della comunicazione. Iniziamo direi subito con Maria Elena Rossi, che ringrazio ancora una volta per il patrocinio dell'ENIT, per essere nel nostro comitato scientifico e perché dedica grande attenzione a quello che è lo sviluppo turistico della Sardegna, quindi davvero un grande ringraziamento Maria Elena. A seguire avremo un grande maestro, il pubblicitario forse più premiato in Italia, scusate, Gavino Sanna. Non ha grande bisogno di presentazioni, ma insomma sapete, insomma, ha fatto degli spot che sono entrati un po' nell'immaginario collettivo. La stessa Natalia Borri che interverrà più tardi ha detto è un'icona, quindi insomma per chiunque abbia masticato un po' di pubblicità stiamo parlando davvero di un personaggio di grande spessore. A seguire, dopo il maestro Gavino Sanna, avremo Cubeddu, Marco Cubeddu, autore televisivo, scrittore, forse qualcuno di voi ha anche letto qualche suo libro. Sarà interessante vedere la sua prospettiva in termini di comunicazione. Poi ci spostiamo invece su due agenzie pubblicitarie molto interessanti, una locale che abbiamo scoperto da qualche anno e che è la nostra agenzia pubblicitaria come aeroporto di Olbia, è la SED Plus. Abbiamo con noi Giordana e Lorenzo e chiuderemo con Robert Piattelli che si connetterà online dalla Toscana, dal Chianti, e farà una bella conversazione, cercherà di stimolare Natalia Borri, di cui vi parlavo prima, che è invece il presidente di Deadi Store, cioè una grande realtà pubblicitaria indipendente italiana, presente su 4 continenti con 15 agenzie, quindi ci dà una prospettiva anche internazionale su quella che può essere la comunicazione. Benissimo, direi che siamo pronti. Maria Elena, a te la parola. Grazie per l'invito. Io ho cambiato il programma del mio intervento ascoltando stamattina gli interessantissimi contributi e soprattutto molto importanti, anche pratici sul tema della comunicazione, e visto che si è parlato di due cose in particolare: digitalizzazione, cioè quindi come comunicare sul digitale, primo punto. Secondo punto, si è parlato appunto di strumenti, quali sono gli strumenti che sono a disposizione, che cosa stiamo facendo, cosa stiamo facendo tutti e come possiamo noi come ente nazionale del turismo essere insieme al Ministero, essere diciamo a servizio delle imprese, tante imprese che sono qua. Ecco, ho pensato di parlarvi di metodo, di strumenti e di cosa stiamo facendo e di quali sono gli strumenti che appunto voi imprese potete cogliere in questo momento nell'ambito del PNRR, questo acronimo di cui tanto si parla, però ci sono effettivamente oggi delle modalità molto concrete con cui che stiamo mettendo in campo proprio a favore del turismo. Faccio una premessa che mi sembra importante prima di parlarvi appunto dell'hub digitale e quindi di cosa possiamo fare per voi. Per me il documento guida di visione di questi anni così particolari che abbiamo attraversato tutti è questo documento dell'Unione Europea, che poi suggerisco a tutti di andarsi a guardare, che si chiama Transition Pathway for Tourism. E perché è interessante? Perché parla di transizione, no? Anche nella comunicazione, come dire, siamo in una fase diciamo, raccontiamo una transizione di un mondo dove conosciamo il mondo che era, stiamo traghettando verso un nuovo mondo, ma ancora non sappiamo dove arriverà, perché ci sono tutta una serie di incertezze importanti che contraddistinguono la contemporaneità. Quindi secondo me il concetto di transizione è importante anche al di là poi dei principi della comunicazione, per poi costruire un metodo di comunicazione che sia in grado di essere sufficientemente efficace e flessibile in tempi di cambiamento e di transizione. Quindi questo concetto di transizione è importante e ci sono 5 punti fondamentali che poi mi introducono appunto all'hub digitale di Italia.it e appunto a come stiamo comunicando e quali sono gli strumenti per voi.
Sono 5 punti che appunto conosciamo molto bene. Il primo è quello della governance, che è uno dei grandi temi del turismo, cioè come mettere in filiera le imprese e il sistema per rispondere alla nuova domanda di turismo. Il secondo punto ovviamente è quello della transizione green, lo abbiamo sentito quanto sia diventato uno dei temi per adesso cioè che cercano i turisti, ma poi bisogna vedere se sono disposti a pagarla la sostenibilità, e su questo tema sicuramente voglio dire ancora come dire, non credo che abbiamo ci sia una sensibilità, dico a livello generale tale, se non in alcuni segmenti della domanda, che è disponibile a pagare. Per esempio sappiamo bene le sensibilità dei paesi del nord Europa rispetto ai paesi del Mediterraneo su questi temi, ad esempio. Quindi abbiamo detto governance, tema della transizione digitale, ovviamente la transizione ecologica, transizione digitale, tema dell'inclusione e dell'accessibilità, anche questo è un tema voglio dire importantissimo, su cui insomma credo anche qui ci sia una sensibilità anche a fasi alterne, ma che invece dovrebbe anche diventare mainstream, un po' come il tema della sensibilità sulla sostenibilità. Ultimo tema, quello della formazione e del training, no? Degli addetti al nostro mondo, proprio in un mondo che cambia, no? E questi 5 punti stanno poi alla base, diciamo, di un documento che, come dico, molto semplice, ma che secondo me ci dà un po' come dire, la strada di dove dobbiamo andare ad agire, soprattutto noi che facciamo, supportiamo, come dire, i policy maker, quindi ovviamente il Ministero, nel portare avanti le politiche. Noi poi le dobbiamo ovviamente diciamo, mettere a terra. E per introdurre appunto il Tourism Digital Hub, quindi Italia.it, il nuovo portale che è stato appunto lanciato in formato beta a giugno di quest'anno e che deve diventare il vostro portale, il portale di tutti. Volevo aggiungere una cosa importante, perché la transizione che stiamo vivendo, come dire, è dovuta anche moltissimo ovviamente alla digitalizzazione, ma ad un termine che invece io amo di più ancora nel nostro settore, la piattaformizzazione della nostra società. Tra l'altro c'è un libro bellissimo che si chiama The Platform Society e che proprio racconta che cosa è successo, come è cambiato il nostro mondo e come dire, tutto sia oramai di fatto su una piattaforma. Qualsiasi, ci sono le big five, che sono le grandi piattaforme che regolano le nostre vite, ma poi ci sono ovviamente nel turismo quelle molto verticali. Ecco, la piattaformizzazione come è avvenuta? È avvenuta sostanzialmente attraverso, come dire, trasformare in dato qualsiasi cosa che ci succede nella nostra quotidianità. No? E su questo chiaramente vivono i modelli di business dei grandi operatori, delle grandi piattaforme mondiali, che di fatto sono anche state in grado di superare normative, no? Di scavalcare normative a livello mondiale, diciamo, e diventare indispensabili è un dato di fatto, cioè oggi non è possibile vivere senza, no? E in questo senso noi arriviamo chiaramente in un momento nel quale, diciamo, subito dopo la pandemia, il Ministero del Turismo ha promosso uno dei progetti importanti del PNRR, che si chiama l'Hub Digitale Italiano. No, finalmente siamo arrivati un po' di anni dopo, però diciamo, non si può neanche dire che siamo arrivati dopo. Se io parlo, io sono nel gruppo marketing della European Travel Commission, che sono tutte le agenzie turistiche europee, e tutti i paesi stanno lavorando a un nuovo modello di piattaforma. Okay? Quindi in realtà probabilmente ce n'erano alcuni che erano più avanti, altri che erano più indietro, però in realtà questo processo di piattaformizzazione ovviamente è sentito quanto mai necessario da tutti i paesi, proprio per cercare di intercettare, come dire, o comunque di diventare rilevanti sul web, no? e posizionarsi come
diciamo, sistema turistico di un paese. Per questo è nato quello che noi ormai diciamo, definiamo il TDH, cioè lo chiamiamo così perché come acronimo, Tourism Digital Hub, che poi è italia.it, che vedete qui, questa è la pagina che abbiamo dedicato ieri al World Tourism Day, che era la giornata del turismo delle Nazioni Unite, dove se poi entriamo vediamo che abbiamo raccolto in maniera coordinata tutti i contributi da tutte le regioni e tutte le destinazioni che ci hanno raccontato come rivedono, Rethinking Tourism era l'hashtag di quest'anno, come raccontarsi, come si racconta l'Italia in un modo diverso, sostenibile. Per esempio, in questo modo abbiamo raccolto in maniera non ancora, e qui più racconterò insomma, il modello della piattaforma, non automatica ma manuale, abbiamo raccolto tutti i contributi. Tra l'altro, se poi entrate vedrete anche che la Sardegna ha mandato dei bellissimi contenuti relativamente alla Barbagia e a quello che si può fare in autunno. Abbiamo poi selezionato chiaramente per ogni regione dei contenuti che ci sono pervenuti. Però il modello della piattaforma italia.it in realtà non deve essere un modello, come dire, appunto manuale dove inseriamo a mano i contenuti. La piattaformizzazione cosa significa? Significa che oggi ci si può dare un unico linguaggio tecnologico col quale si può dialogare in automatico, come dire, non andare a generare tutti gli stessi contenuti, ma fare quello che si dice, ingestione di contenuti in modo automatico attraverso API, che consente a chi come noi si occupa diciamo, della redazione, della strategia dei contenuti e della produzione dei contenuti, di raccogliere in maniera automatica, di moderarli, ma di non replicare, perché voi immaginate per raccontare l'Italia ci sarebbe bisogno di una redazione di migliaia di persone, perché non è solo creare contenuti ma aggiornarli continuamente, visto che c'è già come dire, una profusione di portali regionali, di destinazioni, di privati. Il concetto è esattamente invece di finalmente darci un unico linguaggio tecnologico, e questo 10 anni fa non si poteva fare, lo possiamo fare oggi. Quindi come funziona quindi questo modello di piattaforma? Prima di tutto è una piattaforma, come si dice, data driven, cioè che si basa sui dati e fa del dato, come dire, l'elemento e il motore centrale. Non solo nella misura in cui individua quali sono i contenuti più rilevanti, quali sono i topic, gli argomenti più trattati e quindi li restituisce, ma parte dal presupposto che, come si diceva stamattina, bisogna essere rilevanti per i singoli turisti. Per fare questo c'è un processo di pre-profilazione attraverso ovviamente delle tecnologie che abbiamo, diciamo, che il Ministero ha acquisito e che consente quindi di profilare e geolocalizzare il turista quando si connette al portale. Entro la fine dell'anno verrà anche lanciata un'app che sarà l'app italia.it, e quella sarà l'elemento veramente, il game changer se vogliamo, che veramente consentirà di fare questo lavoro di personalizzazione delle proposte per il turista o per chi insomma viaggia verso il nostro paese o interessato al nostro paese. Allora, da un lato, come ho detto, la modalità di collaborare vale sia per il settore pubblico che privato. In primis, ovviamente, le regioni che hanno competenza su queste, stiamo lavorando per dialogare tecnologicamente con tutti i portali regionali, ovviamente con una gradualità che dipende da, diciamo, la capacità tecnologica di parlarsi, però se voi andate a vedere è stato sviluppato un protocollo di interoperabilità che si chiama TDH 022, con cui di fatto, diciamo, attraverso un investimento non importante si può dialogare con API, con la piattaforma. E questo lo stiamo facendo in primis con i portali regionali. Però abbiamo lanciato come Enit anche degli avvisi, sono 4 attualmente, che invece hanno l'obiettivo di parlare con il settore privato. Sono degli avvisi legati a scambio di contenuti, a co-branding, quindi iniziative coordinate sempre sulla base ovviamente di questo dialogo tecnologico di fondo sui contenuti, che sono di in and out, quindi non è solo ingestion da parte, ma è ovviamente un rapporto di co-creazione, che questo è un altro concetto importante quando si parla, come dire, nel nostro mondo di comunicazione, no? Si co-crea insieme ai partner.
e abbiamo lanciato anche la scorsa settimana 2 altri avvisi che riguardano la ricettività e la ristorazione, proprio in un'ottica di andare lentamente a coprire tutte, diciamo, le possibilità di partenariato col settore privato e dare una cornice, diciamo, a questo partenariato attraverso questi avvisi. A me sembra una rivoluzione, una scommessa, perché ha senso, questo portale deve crescere se tutti danno il loro contributo, ognuno al suo sito, ognuno al suo portale, ognuno alla sua, diciamo, linea. Chiaramente tutta questa ingestione di dati, di contenuti vengono poi, diciamo, c'è la curatela e la moderazione ovviamente del centro, cioè della Media House, si chiama così, che viene curata dal Ministero e da Enit, ma con la garanzia che tutti i contenuti verranno chiaramente utilizzati secondo una logica di strategia di destinazione paese che abbiamo costruito e che ha la necessaria flessibilità per evolversi sulla base ovviamente anche dell'evoluzione della domanda. Quindi a me sembrava veramente importante intanto farvi vedere cosa stiamo facendo. È un progetto che avviene di piattaforma, che avviene in modalità, come si dice, agile, quindi con rilasci successivi e incrementali. Le piattaforme cosa ci hanno insegnato? Che si impara, no? E l'intelligenza artificiale e il machine learning parte proprio dal presupposto che la macchina ti insegna, ti fa capire, ti fa testare e tu puoi continuamente migliorare, adattarti. E questo è un altro concetto che spesso la pubblica amministrazione, uno dice o la fai giusta subito, se no sei morto, no? In realtà è proprio il modello che è cambiato, no? E di cui tutti dobbiamo renderci conto, cioè dobbiamo imparare a come dire, essere sufficiente a mettere in piedi gli strumenti di ascolto, di conoscenza e di marketing intelligence per poter migliorare continuamente ed essere sempre rilevanti per il nostro pubblico. Quindi questo è, diciamo, un modello che può essere, come dire, a livello nazionale, poi può essere replicato anche a livello di destinazioni o di singoli consorzi. Noi per esempio con alcuni consorzi con cui stiamo iniziando a lavorare tramite gli avvisi, la cosa interessante è che loro stessi ci dicono: a noi è utilissimo che tu ci dia un protocollo di interoperabilità come Italia, perché lo stesso lo chiederemo ai nostri partner consorziati. A quel punto veramente diventa un circolo virtuoso nel quale tutti ci parliamo uno stesso linguaggio tecnologico, no? Quindi credo che l'obiettivo, insomma, è un obiettivo di 5 anni, quindi il progetto ovviamente con delle scadenze molto puntuali che il PNRR dà, e meno male le dà, nel senso che almeno ci dà un ritmo, e il ritmo è un'altra cosa importante delle scadenze. E da questo punto di vista, cioè il mio appello, e quindi poi concludo visto la ricchezza dei contenuti di oggi, intanto concludo dicendo l'Italia si sta posizionando finalmente con una piattaforma importante nell'ecosistema digitale, investiremo come Enit risorse importanti di marketing digitale per posizionarlo e per chiaramente essere rilevanti sui mercati e sui segmenti, così come già stiamo facendo, ma è chiaro che questa è un'arma in più che abbiamo. La prospettiva ovviamente è che tutto il sistema turistico si colleghi al portale e che diventi quindi visibile al mondo, soprattutto il nostro sistema che è molto spesso fatto di piccoli soggetti che spesso non riescono ovviamente a fare investimenti sufficienti. Non è un'alternativa a quello che già esiste, è un touch point in più, è un'opportunità in più anche per, in prospettiva, la commercializzazione dei prodotti turistici dell'Italia. Quindi io direi che seguiteci, ovviamente se vedete l'esempio che abbiamo fatto ieri per il World Tourism Day, come ho detto l'obiettivo è poi di fare un'ingestion automatica, in questo caso l'abbiamo fatto manuale, quindi abbiamo dialogato con tutti facendoci dare i contenuti, abbiamo fatto un'attività ovviamente su tutto l'ecosistema social del mondiale, nel senso che noi siamo presenti in 25 paesi, quindi riusciamo a penetrare, insomma, e lo facciamo ormai da anni, cioè noi siamo soprattutto fuori, siamo poco presenti, come dire, in Italia, ma lavoriamo soprattutto sui mercati principali, facciamo ovviamente
ovviamente un gran lavoro anche B2B, molti di voi lo conoscono, organizziamo workshop, prima virtuali, adesso li facciamo di nuovo reali, ma insomma c'è sempre questa ibridazione, questo modello Phygital, siamo presenti sulle principali fiere sia di settore verticale come possono essere il settore della meeting industry, il lusso, il golf, ma anche quelle più generaliste, chiaramente B2B, quindi accanto, come dire, a quello che poi vorremmo diventasse anche un marketplace virtuale tutto l'anno, abbiamo ovviamente i nostri eventi come dire, in presenza che sono ritornati ad esserci, meno male, perché comunque questa ibridazione e stringersi di nuovo le mani anche per fare business è cruciale. E finalmente abbiamo alle spalle per realizzare le nostre campagne di marketing una piattaforma potente, diciamo, che si avvale delle migliori, diciamo, software presenti sul mercato attualmente e che richiede però diciamo, come fondamento la co-creazione e la partecipazione di tutti. Quindi spero che con questo, insomma, di avervi dato, diciamo, degli elementi diciamo, nuovi e che vi sono utili proprio ai fini della comunicazione del vostro prodotto, delle vostre destinazioni. Quindi grazie. Non so se ho sforato. No, Mariella, è stata perfetta. Anticipiamo l'intervento di Marco Cubeddu, siamo molto curiosi, Marco, di cosa ci racconterai, perché la prospettiva di uno che fa l'autore televisivo, è di origine sarda, ho visto che tu sei nato a Genova, ma in realtà Cubeddu, insomma, racconta qualcosa di te, no? Quindi sono molto curioso di vedere quali parole, quali livello di storytelling suggerirai, insomma, credo che sia un intervento interessante. Prego. Grazie. Si sente? Sì. Direi che... Piacere, buon pomeriggio. Io sono appunto Marco Cubeddu, ma anche se faccio Cubeddu di cognome, come diceva Lucio, vengo da Genova. Questo mi rende chiaramente sardo per tutti i continentali, tranne che in Sardegna, dove sono ovviamente il continentale. Non so se avete visto un cartone animato di diversi anni fa che si chiama Balto. Qualcuno l'ha visto. A un certo punto questo personaggio protagonista che compie atti eroici di salvataggio nel freddo nord viene definito non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. E io non so se per questa, diciamo, ragione delle une il cognome, della concezione di ibrido, ho fatto poi fondamentalmente uno stile di vita e in una certa misura anche un mestiere. Vengo da un mondo molto, diciamo, diverso dal vostro e anche direi da quello della maggior parte dei relatori che sono molto sul pezzo nel parlare di turismo. Io principalmente ho scritto dei romanzi, recentemente scrivo poesie, faccio installazioni, quindi comprenderete che il mio è uno sguardo tutt'altro che tecnico e l'approccio che vorrei proporvi questo pomeriggio non è esattamente l'approccio di un addetto ai lavori, ma appunto l'approccio di un narratore. Vi anticipo, clicco qua, andata, è già... diciamo, storytelling è una parola che è venuta fuori da diversi interventi, sono anni che lo storytelling, uno dei massimi esponenti dello storytelling in Italia, Alessandro Varicco, che ha dato vita a una fortunata realtà torinese in cui io sono stato prima come studente e ora come docente, in un libretto che ha pubblicato recentemente ha detto basta, non ne possiamo più di tutte queste regole dello storytelling. È una parola che è ovunque, ma diciamo, cosa vuol dire nel concreto? Ha a che fare con la narrazione, quindi con il raccontare storie. Che cos'è una storia? Punto di domanda. Risposta banalissima, è quando ci si mette di mezzo un lupo. Senza un lupo, Cappuccetto Rosso arriva direttamente dalla nonna e non c'è la storia, è una prima indicazione. La storia la racconta qualcuno, il narratore. Chi è il narratore? Di solito non è il lupo, quindi c'è un punto di vista nella storia che può essere più oggettivo o più
soggettivo. Una storia si compone di tanti elementi, dell'inizio naturalmente, dell'avventura in sé per sé, quindi degli ostacoli da superare, del cambiamento che avviene nei personaggi, nei protagonisti, ma anche nel contesto, una fine. Spoiler, in quella parte di solito i lupi non se la passano bene. Ma rispetto a questi elementi, no, che poi possono essere spacchettati ulteriormente, rimane cioè, cos'è la letteratura? Ecco, c'è una bella risposta di uno scrittore che si autodefiniva uno scrittore americano, nato in Russia, educato in Inghilterra, io aggiungo morto in Svizzera per completare il quadro di ibridazione, che a questa domanda rispondeva: la letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzino corse via dalle valli di Neanderthal inseguito da un grande lupo grigio gridando al lupo al lupo. È nata il giorno in cui un ragazzino correndo gridò al lupo senza avere nessun lupo alle calcagna. È del tutto incidentale che il poverino, per aver mentito troppo spesso, alla fine sia stato divorato da un lupo in carne e ossa. Il punto importante è che tra il lupo della prateria e il lupo della bugia esiste un intermediario scintillante. Quell'intermediario, quel prisma, è l'arte della letteratura. Quindi, diciamo, di nuovo un lupo intanto, ma invenzione e autorappresentazione. Sono due elementi cardine. Io vi ho messo qui, direi, una vignetta che è scritta in inglese e tratta da un fumetto molto fortunato e molto delicato che racconta l'interazione tra un ragazzino e il suo tigrotto di peluche che si anima quando scompaiono, quando non ci sono i genitori, non ci sono gli adulti. In questa, diciamo, scenetta, il bambino chiede: mi aiuti a scrivere un libro, si chiamano Calvin e Hobbes, mi aiuti a scrivere un libro, certo, di cosa parla? E il bambino risponde: hai presente cos'è un romanzo storico? Ecco, è una specie di romanzo storico, sto scrivendo la mia autobiografia romanzata. È la storia della mia vita, ma con delle parti completamente inventate. E perché dovresti artefare, dovresti inventare, dovresti truccare la tua stessa vita? Risposta: perché nel mio libro ho un lanciafiamme. Ecco, diciamo, questo secondo me è un elemento abbastanza fondamentale, perché lo storytelling è quella cosa che potenzialmente ti dà i superpoteri, è il poter indossare una maschera. Soprattutto quando parliamo di autonarrazione, e questo secondo me vale sia a livello dei singoli che a livello di comunità, che poi appunto è la ragione per cui vorrei proporvi questo discorso, è qualcosa che risponde a un istinto realmente umano, questo impulso a raccontarsi. Non riesco a avere un buon rapporto con... Cioè, vi volevo mostrare un'immagine molto antica, probabilmente la conoscete, la Grotta delle Mani. Scusate, non sta andando il... Forse ora arriva? Sì, ora arriva. Forse riesco a... Si vede? È grande, piccola? È piccola, ma si vede. È la Cuevas de las Manos, la Grotta delle Mani in Argentina, risale a 10.000 anni fa e, diciamo, rende bene questo nostro bisogno di autoraccontarci fin dall'alba dei tempi. No, fin dal c'era una volta, tutta la premessa di quello che siamo e la conseguenza di quello che saremo sono le storie. L'evoluzione umana stessa è una storia. C'è un biologo evoluzionista e filosofo della scienza che si chiama Telmo Pievani, se vi capita andate a saccheggiare su YouTube, ci sono un sacco di sue bellissime lezioni. Una cosa simpatica che dice è che Darwin, ad esempio, leggeva solo romanzi che finivano bene, che avevano un lieto fine. È singolare il fatto che quello che per primo, no, ha individuato le leggi dell'evoluzione, e cioè delle leggi che vanno contro il creazionismo, ma anche contro l'antropocentrismo, soprattutto vanno contro la nostra mente teleologica, cioè la nostra prospettiva finalistica, il nostro istinto a trovare un collegamento e un senso a qualcosa che in natura non avrebbe. Ricostruiamo storie in cui c'è una direzione, in cui si compie un destino.
ovviamente in questo il linguaggio è stato centrale. Darwin stesso appunto lottò tutta la vita con le parole giuste, perché ad esempio si lamentava del fatto che gli facevano le pulci sull'uso di selezione naturale, perché non c'è nessun selettore in natura. Ma lui diceva però i fisici usano gravità, che non vuol dire niente, eppure tutti quanti noi la accettiamo, o i chimici usano affinità elettive, no? Perché non possiamo usare selezione naturale. Ecco, però questo problema con le parole, questo rapporto tra il cosa è nella realtà e come noi lo raccontiamo, affonda proprio le radici appunto nel nostro motore evolutivo. Harari, uno storico anche di una certa fortuna pop, nel suo libro Sapiens, da uomini a dei, rileva come i pettegolezzi siano stati uno dei motori dell'evoluzione umana. Dice: la cooperazione sociale è la nostra chiave della sopravvivenza e della riproduzione. Ad ogni uomo o donna presi a sé non basta sapere dove ci sono i leoni o i bisonti. Molto più importante per loro è sapere chi nel loro gruppo odia chi dorme con chi è onesto e chi è un imbroglione. Quindi il pettegolezzo, il rumors, la chiacchiera come motore della nostra evoluzione. Altro aspetto, diciamo, che caratterizza la nostra specie, per poi arrivare a noi, è il nomadismo, è il bisogno di muoverci, è l'andare lontano. Bruce Chatwin, scrittore, diciamo, nomade per eccellenza, scrive: l'uomo, umanizzandosi, aveva acquisito insieme alle gambe dritte e al passo aitante un istinto migratorio, l'impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni. Questo impulso era inseparabile dal sistema nervoso centrale e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella violenza, nella verità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo. Ecco, diciamo, i turisti di oggi non sono molto diversi dai nomadi di un tempo. Abbiamo un bisogno di travalicare e di questa irrequietezza, da Conto Melville in Moby Dick, vi leggo ancora un ultimo punto da Zanna Bianca di Jack London, che appunto nella prima pagina dice: il wild, la natura selvaggia, non ama il movimento. La vita è un'offesa per lui, perché la vita è movimento e il wild mira ogni ora a distruggere il movimento. Gela le acque per impedire la loro corsa verso il mare, succhia la linfa degli alberi finché il gelo raggiunge il loro cuore, ma il wild incrudelisce soprattutto nel modo più feroce e terribile contro l'uomo, per schiacciarlo e soggiogarlo. L'uomo, in cui la vita scorre più irrequieta, l'uomo ribelle alla legge che stabilisce che ogni movimento debba alla fine cessare. Ecco, questo movimento e racconto sono un po' gli assi portanti di quello che è la vita della nostra specie sulla Terra fin dagli albori. È qualcosa di molto naturale, tutti noi raccontiamo. Se pensate a il nostro presente, l'abbiamo evocato tutti nei nostri interventi, la presenza dei social, lo strumento di storytelling a 360 gradi che tutti noi abbiamo in tasca è il telefonino, e tutti noi ci autoraccontiamo sui social e abbiamo, diciamo, reso definitiva una forma di autogrande fratellizzazione che ci unisce in una rete di autoracconti. È naturale, anche camminare è naturale, marciare è un'altra cosa. Anche respirare è naturale, esistono dei corsi di respirazione, proprio perché, per quanto sia naturale la nostra vocazione al racconto e anche all'autoracconto, esistono poi degli strumenti che lo storytelling ha e che sono soprattutto una sorta di deformazione professionale, l'esercizio di uno sguardo, di un punto di vista, di vedere le cose in termini di racconto, processo, condivisione. Quello che vorrei proporvi appunto oggi è non tanto l'applicazione dello storytelling a un aspetto specifico, mi serve un social media manager che mi comunichi per bene attraverso il mio canale Instagram, ma è l'utilizzo dello storytelling in quanto strumento di analisi, autoanalisi e anche collante di un qualcosa che è un po' diverso dal mio punto di vista che l'offerta turistica, cioè è la proposta di scambio con una comunità. Noi siamo abituati a pensare a
l'ecosistema, specie in questi anni in cui diciamo la questione ecologica è particolarmente sentita e anche commercialmente diciamo sfruttata. Vengo recentemente da una summer school all'Università di Pavia che abbiamo incentrato sull'ecologia del sé, in cui un aspetto che è venuto fuori in maniera molto prepotente è che l'ecosistema non è soltanto il fuori, ma è anche il dentro, sono le relazioni, sono le storie, sono le persone che creano un ambiente. E credo che questo sia particolarmente calzante, diciamo, per quanto riguarda la Sardegna, che per quel poco che posso conoscere, frequentandola diciamo ogni anno, più volte all'anno, da anni, offre proprio una sensazione quasi automatica di autenticità. Non so chi di voi abbia avuto l'azzardo di andare a fare il turista in Liguria, ma insomma l'accoglienza ligure non è particolarmente rinomata. Anche quello è storytelling, cioè anche quello ha una sua tipicità. Ora, quanto funzioni o quanto non funzioni non sta a me stabilirlo, ma la sensazione è che le specificità sarde possano essere proprio quel valore aggiunto di autenticità e di comunità, che non si applicano tanto a un singolo problema appunto di comunicazione, ma si applicano al rendere le comunità di residenti e di nomadi, di turisti, di residenti temporanei, come un tutt'uno in un'esperienza, che è un'esperienza di scambio principalmente. Ed è un'esperienza che, riallacciandoci diciamo allo storytelling in generale nella sua evoluzione, ha certamente molto a che fare con i social network, ha certamente molto a che fare con la scrittura, che ad esempio è lo strumento che io personalmente ho utilizzato di più, ma rimane nel passaparola quell'istinto narrativo ancestrale che non a caso ha visto nascere la poesia come strumento principalmente orale, prima che scritto. E in questo passaparola, nel non sapere esattamente dov'è una spiaggia e che te lo debba dire qualcuno, nel sapere la storia del posto in cui stai mangiando, qual è certamente una filiera produttiva che ha a che fare con le materie, ma anche le storie di chi l'ha messa su. Questa cosa qua secondo me fa molto la differenza, e fa molto la differenza anche in termini di sostenibilità di quello che andiamo a proporre. Cioè quante città, quanti luoghi vengono prosciugati da un turismo intensivo e non in connessione con quella che è la comunità che ci risiede non soltanto nei periodi di stagione turistica. E questo elemento qua secondo me nel modo in cui sta venendo appunto massicciamente proposto come tema, quello della sostenibilità e della preoccupazione quindi anche dell'utente, del turista, del vado in un posto e vorrei trovarmi in un posto che è genuino, in cui non so che non sto andando a sfruttare un territorio, ma ci sto andando in relazione. Ecco, questa secondo me appunto è la chiave di volta. Un'esperienza che sto vivendo recentemente a Saluzzo, provincia di Cuneo, con una residenza per artisti visivi, designer e architetti, sta appunto prendendo delle parti di patrimonio della città, dei fortipiani antichi, delle opere d'arte installate appunto nella città di Saluzzo, ma sta applicandoci un filtro che è appunto quel collante di storytelling di cui c'è bisogno. C'è una memoria occitana in quella zona, che è una memoria che non ha a che fare con un singolo posto, ma ha a che fare con un'idea transnazionale di comunità, perché va dalla Francia alla Spagna ed è ad esempio molto incentrata sulla musica. C'è un gruppo musicale che si chiama Rudolfin che in oltre 2000 concerti si girano costantemente questo territorio e ne sono negli ultimi decenni l'anima più identitaria. C'è anche questo aspetto di invenzione della tradizione, c'è un libro famoso di Hobsbawm, le nostre idee di identità è spesso molto recente e anche molto fallace, si tratta di metterla spesso in discussione, perché la tradizione molto spesso è un'invenzione molto recente, per cui l'identità non ha senso se non messa in relazione con le altre identità, con lo scambio.
E questo noi loro, operatori turistici, turisti, in qualche maniera credo andrà sempre di più a sgretolarsi, proprio perché è l'esperienza che il nuovo turista cerca sempre di più, e questa esperienza è un'esperienza di scambio, di interazione. E quello che stiamo vedendo a Saluzzo è che immettere degli artisti, dei professionisti in quel territorio e farli dialogare, ma non soltanto col comune, non soltanto con le fondazioni, ma con la cittadinanza, che spesso conosce molto meno bene il patrimonio che la comunità offre rispetto ai turisti che si trovano a informarsi su internet. Favorire questo scambio, rendere lo storytelling come uno strumento prezioso di relazione, di costruzione e di co-costruzione di un ecosistema, penso possa essere diciamo, l'elemento decisivo, per cui quello che mi sembra che a livello macro e micro si possa sviluppare con maggiore intensità è appunto innestare, attivare delle pratiche, magari non durante la stagione turistica più intensiva, ma spalmandola durante l'anno e farla essere un elemento specifico di attrazione, è quello di mettere a lavorare con esperienze formative dei professionisti in vari campi, dello storytelling, ma anche dell'arte, in generale della trasmissione di emozioni, non soltanto rivolte come offerta ai turisti, che tendono a raccontare in prima persona la loro esperienza, fotografandola minuto per minuto, dal piatto all'attività che svolgono, ma soprattutto per quella parte di comunità che invece è la parte residente e magari non direttamente impiegata nel settore turistico. Per me fa molto la differenza, mi capita da anni di partecipare a un bellissimo festival letterario qua in Sardegna che è a Gavoi, vedo qualcuno che annuisce e lo conosce, ecco, quell'esperienza lì è un'esperienza che è fortissima, io ne giro tanti per lavoro, in tante realtà mi trovo bene, ma l'unicità che c'è a Gavoi non la trovo da nessun'altra parte. E la forza di questo è che il pubblico, i relatori, ci sono centinaia di volontari perché si sentono parte di una comunità, ne sono orgogliosi. È chiaro che stiamo parlando di una realtà da un punto di vista di dimensioni piccola, e ovviamente anche lì ci sono gli oppositori politici, non politici, ma nel complesso quello che uno prova quando ci mette il naso è pensare: questo posto vuole questa cosa qua, non gli è calata dall'alto, le persone sono coinvolte, sono felici. Se ti offrono un mirto nel bar dopo che hai fatto la tua conferenza, ti cambia la percezione dal sto lavorando tra 2 ore, ho un aereo, a questo è un posto in cui voglio tornare, questo è un posto in cui si innesca qualcosa. E secondo me questo aspetto qua è un aspetto che difficilmente possiamo mappare con dei dati e con delle strategie fredde. Si può applicare un discorso di connessione che però vada site specific, che riguardi ogni singolo luogo turistico, anche in relazione al che tipo di turismo voglio attrarre, che tipo di... perché è uno scambio, non è, come sentivo stamattina, non si tratta più di raccontare il chi siamo noi, venite a trovarci se vi va. Però non si tratta neanche di andare all'inseguimento di bisogni che giocoforza cambiano alla velocità della luce in base agli stimoli che questa nostra vita iperconnessa ci dà. Si tratta di trovare un punto di incontro e quindi di fare effettivamente questo ragionamento di comunità. Lo storytelling come strumento di analisi dei conflitti, perché se ci guardiamo come se fossimo dei personaggi di un libro, di un film, di una storia, facilmente vediamo quali sono i picchi di scontro, di conflitto, come li abbiamo superati o come vorremmo che andasse a finire. Sempre metterci in connessione con queste nostre menti teleologiche, questa prospettiva di cosa vorremmo per la nostra comunità tra 100 anni, e sapendo come una storia vogliamo che vada a finire è più facile scriverla. E possiamo essere effettivamente
autori, protagonisti e lettori, spettatori della stessa storia. Fare sentire questo al nomade, al turista, è un modo in cui quella persona si sente parte integrante di un'esperienza, di un luogo, di un ecosistema narrativo e fondamentalmente avrà voglia di tornarci. Io non so a che minutaggio siamo arrivati, come siamo... Sì, io più o meno questo era quello che volevo proporvi. Poi che si tratti di workshop sull'uso della ceramica, come sta facendo un mio caro amico artista in Val Camonica, dove dice la ceramica non si è mai lavorata qui, però abbiamo scoperto che c'è dell'argilla, è una tradizione tipica di lì? No, lo può diventare? Perché no? E la connessione con artigiani sta creando laboratori, artisti che vengono lì e quindi altri echi di comunicazione, che siano corsi di scrittura, che siano corsi di teatro. L'attivare workshop, residenze, attività formative di scambio penso che possa essere il collante e il fluidificante sia per la comunità, sia per l'offerta turistica, sia come strumento aggiuntivo per i turisti stessi di potersi interfacciare con occasioni di apprendimento e racconto in corso d'opera mentre vivono un'esperienza. Grazie. Grazie Marco, era proprio quello che ci aspettavamo, una visione un po' diversa, un po' innovativa, un po' lontana anche da noi che siamo travolti dalla quotidianità turistica, quindi interessantissimo. Bene, chiederei un bel applauso per, insomma, come dicevo prima, un'icona, un totem, un grande uomo della pubblicità che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi oggi. Dottor Gavino Sanna, prego. No, se questo io parlo con le mani e questo non lo perdo. Questo va bene? Lo facciamo mettere centrale? Qui. Io volevo provocarla citando quella frase di Segelan, non dite a mia madre che sono pubblicitario, ma mi astengo. Segelan non era così bravo, la mamma era più brava di lui. Non so se riuscite a sentirmi, ho la voce molto bassa, un po'... Generalmente quando mi invitano a queste cose bellissime, ho detto, ma io cosa vengo a fare? Io ho fatto il pubblicitario per 80 anni, adesso ne ho 82, tanto per... l'unica cosa che so fare è raccontarvi la mia storia. Sì, ma è quello che vogliamo sapere voi. No, vabbè, e quindi sorbitevi la mia storia, che comincia a Porto Torres, dove sono nato e ho studiato sino alle elementari. Alle elementari, per le elementari le ho fatte a Sassari, perché mio padre era stato trasferito a Sassari, quindi tutta la famiglia seguì babbo. E a me toccò di fare la scuola media. Non voglio conoscerti, tu. Una zanzara. È arrivato alle scuole medie, la prima
dovetti ripeterla, la seconda andò peggio, insomma fu un somaro totale. I miei genitori, spaventati, non sapevano come farmi continuare, e io avevo la fortuna di avere come zio il fratello di uno dei più grandi pittori tra l'Ottocento e il Novecento sardo, che si chiamava Mario Paglietti. Questo mio zio convinse i miei genitori naturalmente, visto che ero nipote di Mario, dovete mandarlo alla scuola d'arte. E allora mi mandarono alla scuola d'arte, dove, grazie a Dio, la mia vita cambiò completamente. Lì imparai tutto e misi con l'aureola tutte le cose che facevo. Da dove nasceva questa voglia di disegno, di disegnare, di diventare un po' artista? Da piccolo avevo l'intenzione di copiare tutto quello che vedevo, e avevo fatto una raccolta degli articoli che aveva raccolto mia madre, e strappavo le fotografie dove c'erano le belle donne, tutte in pose strane. E io le ricavavo, poi le ripulivo bene, però le disegnavo nude. E quando le finivo dovevo finirle come me le immaginavo io, e quindi aggiungevo le cose che io non avevo mai visto, lasciando a bocca aperta mia mamma, che diceva: ma dove mai le hai viste tu queste cose così? Io tranquillo comincerei. Infatti quando poi sono arrivato alla scuola d'arte era stato fantastico, perché questo mio zio padrino, vedendomi disegnare, parlando con mamma e babbo, decise di portarmi all'allora unico giornale dove abitavamo noi, cioè a Sassari, che era la Nuova Sardegna. Mi portò a farmi conoscere l'allora maledetta e mi presentò dicendo: guardi, presento mio nipote Gavino, è bravissimo nel disegno, sa queste cose, no? E l'altro fu più furbo di: ah, bene, allora fammi una caricatura di Antonio Segni. Io, ma dice niente, tornai a casa e, cercando in questa mia raccolta, fortuna volle che trovai una caricatura meravigliosa di uno dei più grandi caricaturisti italiani, famoso addirittura in America, dove lavorava per Vanity Fair. Il nome era Paolo Garretto. Allora io presi la caricatura di Garretto, la misi sotto un foglio, presi della carta carbone, la ripassai e poi la rifinii a china, e con Antonio Segni sotto braccio andai a parlare con il direttore. Vabbè, allora è vero, sei bravissimo, sei un artista. Sai cosa facciamo? Io ti regalo una tua rubrica personale e tutte le settimane tu avrai la libertà di fare la caricatura a della gente famosa a Sassari. Io non conoscevo nessuno, figuriamo, a Sassari. E allora andavo in un bar famoso a Sassari che si chiamava La Gabbia. La Gabbia era un posto
posto di raccolta degli avvocati, dei politici, perché giocavano o giocavano alle carte o alle biglie, così. E io mi nascondevo dietro una porta perché e stavo ore a guardarmi uno che avevo preso. Quando passava il cameriere, chiedevo: senti, ma chi è quello? Come chi è? È Berlinguer. Berlinguer. 3 ore a vedere Berlinguer, poi andavo via di corsa, andavo a Sassari, a memoria facevo le caricature. Questo andare e venire, pubblicazioni, che durò tantissimo. Quando avevo un bel po' di disegni, decisi di andare a trovare in Italia un mio zio, famosissimo caricaturista, autore dell'Arcivernice, che erano pubblicate, viene pubblicata sul Corriere dei Piccoli ed era già famosissimo in Italia. Io, visto che sapevo disegnare, volevo andare a far vedere quello che faceva, poi era mio zio, volevo conoscerlo. Arrivai sino a Bergamo, dove lui lavorava, già vecchietto, ma l'idea è: immaginate che un bambino entri in una casa dove c'erano tutte le sculture della Madonna, i santi, tutti attorno. Erano suoi disegni, ma a me apparvero come delle cose meravigliose. Poi gli feci vedere i miei disegni e lui li guardò, belli, carini, dovresti continuare a farli. Mi salutò e io, con la delusione più grande del mondo, me ne stavo per tornare in Sardegna. Invece, strada facendo, mi ricordai che a Milano lavorava un giornalista che lavorava anche, aveva lavorato nella Nuova Sardegna, e ho detto: beh, adesso vado a salutarlo prima di andarmene, voglio dire cosa dice lui. Baci, abbracci quando ci vedemmo e così, ma la domanda: ma e adesso cosa fai? Niente, dovrò spedire un'applicazione alle scuole in Sardegna, forse mi prenderanno ad insegnare disegno. E allora lui, incuriosito, dice: ma non ti piacerebbe diventare pubblicitario? Ma non lo so che cos'è pubblicitario, non ho la più facciamo una cosa: tu torni in Sardegna, saluti babbo e mamma e poi torni qui e io ti assumo. Capirai, mi aveva detto. Io feci subito quello che dovevo fare, e fui assunto dallo studio Sigla, che era allora la più grande agenzia italiana, e ebbi la fortuna di essere anche stipendiato. Il mio primo stipendio fu di 45.000 lire al mese, nel senso che io non avrei avuto la possibilità di vivere a Milano, mangiare a Milano, vestirmi a Milano, quindi già 45.000 lire, già 10.000 lire mi servivano per pagare l'abbonamento del treno. Ebbi la fortuna che una sorella di mio padre aveva sposato un dottore di Sassari che faceva il medico condotto a Ospitaletto Bresciano, e quindi per un certo periodo io ho avuto la fortuna di stare con loro, dove però, alzandomi all'alba, ho scoperto l'inverno, i capottoni, la neve,
una roba tremendo, però io tutte le mattine dovevo fare quello. Andando in ufficio avevo visto, avevo scoperto una latteria. Io guardavo e avevo visto della gente che mangiava. Un pochino più avanti c'era una panetteria. E allora, prima di arrivare in ufficio, entravo, tutte e due compravo 2 o 3 panini, mi fermavo in latteria e ordinavo un caffè latte e da solo facevo il mio pranzo e avevo sviluppato tagliando il panino, un inzuppo talmente veloce che così non consumavo il latte e le samide. E questa era la mia vita, sin tanto che ho cominciato a lavorare da pubblicitario. E qui devo raccontare una storia straordinaria, ma straordinaria per me perché non può succederti un'altra volta. Nell'acquisizione del business della Perugina, per il lancio dei baci Perugina, l'agenzia aveva anche sottoscritto un ingaggio con una delle persone più famose, più formidabili del mondo, Frank Sinatra. Andare a fare la cosa. Fantastico. Girammo i 12 sceneggiati, 10 commercial, 10 caroselli, come si chiamavano allora, dove lui seduto su una sedia cantò 12 meravigliose canzoni. Finito, prima che lui si preparasse per andare via, andammo tutti a salutarlo, a stringergli la mano così, e uno di noi gli disse: signor Sinatra, lei ha dimenticato una cosa, lei adesso deve dire lo slogan: ovunque c'è amore c'è un bacio Perugina. Lui si fece largo con le mani per darci il cono: voi adesso potete tutti andare a farvi fottere, io vado via. Cosa terribile, come facciamo? Abbiamo sentito e non abbiamo il modo di... Allora, l'operatore, ci ricordò che aveva girato tutto, quindi noi abbiamo il girato anche quando lui dice le parolacce. Allora lui lo doppiamo e a posto delle sue parolacce un attore dice: ovunque c'è amore c'è un bacio Perugina. Dopo questa agenzia mi avevano fatto un'offerta, secondo me soldi, dove avevi un offerto di soldi. E mi aveva chiamato un'altra agenzia per vedere se io ero d'accordo ad andare a lavorare per loro. Questa agenzia, che era una delle agenzie prime nella storia del marketing, quindi una cosa lontana 1000 chilometri da quello che sapevo fare io, però loro avevano... E di questa agenzia è rimasto soltanto il ricordo di aver inventato, forse voi ve lo ricevete, per Biopresto, l'uomo in ammollo, il signore che suonava la chitarra, no? E noi l'avevamo messo sotto e poi fatta la pubblicità, ma questo è quello che ricordo. No. Quello che ricordo è che
io morii andando in quell'agenzia, perché tutti i nuovi impiegati dovevano passare ad una visita per vedere se erano sani, se avevano problemi, e quello toccava anche a me, e io passai. Dopo una settimana mi richiamarono e io ero quasi contento di arrivare invece il dottore che mi aveva visitato mi dice: noi dovremmo rimandarlo in una agenzia, una clinica, per vedere se quello che abbiamo visto noi è vero. Quello che avevano visto loro era una parte dei polmoni completamente bianca e l'altro, e quindi, dovendo dare loro l'ok per assumermi, mi mandarono subito a fare questo cosa. Io feci queste robe, cioè, venga fra 15 giorni, una roba del genere. Io dopo 15 giorni andai e l'infermiera che mi salutò mi disse: lei eventualmente dove vuole andare? Intendevano in quale clinica, in quale... Io non sapendo più cosa dire, dicevo: mandatemi in Sardegna, almeno c'è mia madre che... Finito questo mi portarono in un'altra stanza dove c'erano tutti i miei clip del coso bianchi e tutta un'altra di questa parte, tutti neri. Cioè mi ero salvato, se no non c'era più niente da fare. Per cui cominciai a lavorare con questi signori, ma presto scappai, anche perché c'è una piccola cosa da aggiungere. Da ragazzo io avevo uno zio che non avevo conosciuto ed era morto giovanissimo, ma quando parlavano di me, tra di loro, alla sarda, visto a Gavino, e cosa? Ha i pantaloni con la riga come Gavino. Il mio zio porta le scarpe lucide come Gavino, e poi si pettina come Gavino. Ora il problema mio era di essere come Gavino, che però era morto, e quindi era un po' difficile. Mio zio Gavino era morto a 27 anni e io ero... Però passai per questa voce. Da lì fui chiamato da uno scrittore, un copywriter che lavorava con me in questa agenzia, che era andato a lavorare in un'agenzia americana. E quindi mi telefonò e mi diceva: te la senti tu di lasciare? Caspita, vengo subito. Ecco, là, avevano visto quello che avevo fatto e mi assunsero in questa che era allora la seconda agenzia americana sbarcata in Italia. Era la McCann Erickson. La McCann aveva dei conti bellissimi, avevano la Esso, avevano la prima Barilla, delle cose molto molto belle. Maledetta. Però io in quel periodo volevo almeno trovare un posto dove vivere, una casa, una roba del genere, e invece trovai un alloggio su una sartina italiana e sul marito investigatore privato
che si chiamava Lince, già erano lì, no? Però questo mi permetteva di non spendere i soldi sia del treno, tutte queste, e cominciai per un certo periodo a lavorare con loro. Poi scoprì che erano così gente per bene, e un giorno mi dissero, al tempo della fiera di Milano, loro avevano l'abitudine di di affittare un'altra stanza, perché dove? E allora mi chiesero se io accondiscendevo a dormire in cucina, e gli altri davano, vabbè, metti in cucina, mettono lì la cucina, figurarsi, dormire non era proprio possibile nella cucina, ma una sera salì così sul capo, perché facevo finta di morire, di dormire, e poi a metà notte sentivo dei rumori in cucina. Chissà, magari ci sono dei topi, non so, cose terribili, o così. E invece fece un po' attenzione e scoperse che sotto il tavolo dormivano loro, e durante una delle notti loro fecero anche l'amore, per cui fu una cosa straordinaria, ma queste sono le cose che ti possono capitare quando altre cose non arrivavano. Siamo arrivati quando io decido di partire per l'America. Noi lavoravamo nell'agenzia americana su clienti forestieri, perché io, non sapendo l'inglese, non potevo infilarmi in queste robe. E allora poi, gioco forza, decisi di raccogliere quel nulla che avevo e fare un viaggio in America a studiare l'inglese. Sottoscrissi una serie di lezioni che poi durarono un bel po' alla New York University, e a fianco alla New York University c'era anche lo studio di un pittore talmente importante, che si chiamava Andy Warhol. Andy Warhol insegnava anche grafica, pittura, disegno anche all'università. Come io lo scoprì, segnai subito e andai anche a studiare da lui, perché capirai che sono lì. Però il problema era dove vivere ancora una volta. Siccome nell'applicazione dell'università avevano detto che c'era il campus, quando sono arrivato io e andai per l'iscrizione, il campus non c'era più, e quindi mi indicarono una sorta di grande organizzazione internazionale che raccoglieva tutti i giovani che andavano a studiare, facevano tutti lì, centinaia e centinaia di ragazzi. Se devo vivere, se mettermi a studiare, stare lì, lì vado. E mi sono messo poi, quando sono arrivato, a vedere come era fatto, dove erano le stanze. Allora, la mia stanza era piccolissima, ma c'era una branda al tempo della guerra, con non so come chiamarla poi, un copriletto di quelle vecchie dei soldati che andavano in quella grigia un po' rognosa, così, ma poi sopra
un mobile, c'era un'enorme televisione che io non ho mai potuto accendere perché non funzionava mai, ma lì io vivevo. E fin tanto che attraverso, cioè, conobbi dei ragazzi italiani che avevano un po' e uno di questi mi invitò a passare un po' di tempo nel suo appartamento e naturalmente va bene, dici. Quando ho conosciuto questo ragazzo io ero partito dall'Italia con un librettino con dei nomi di ragazze che mi aveva dato uno di questi che era vissuto tanto tempo in America. Io avevo scritto tutti i nomi e vicino gli avevo scritto le stelline. Questa ne ha una, questa ne ha due e ne avevo una particolare. Chiedo a questo mio amico che ci chiamava sempre per serate, per cene, dove lui preparava gli spaghetti alla carbonara, lui era specializzato, però per noi andava benissimo. E mentre lui preparava queste cose io mi avvicino e dico: senti, il nostro amico italiano mi ha dato una serie di numeri, ce n'è una che ha 5 stelle, deve essere farlotta, si chiama Cianti, sì, è la mia fidanzata. Roba che figurati. E vabbè, quelle... Una sera ci trovammo molti di questi ragazzi ospiti, io ed un mio amico che era venuto a New York anche lui per studiare. Mangiammo la solita pasta, la cosa, poi dovevamo sederci in circolo, seduti per terra. Si scherzava, si beveva, una cosa, e poi uno che aveva il compito di fare la prima mossa passò una sigaretta per tutti. E quindi anche noi avevamo la sigaretta. Ad un certo punto arriva il via e tutti accendono la sigaretta, fumavano, poi fumavano ancora, e poi ad un certo punto la cosa si calmò ed uno dopo l'altro ma che è la droga, quindi noi non sapevamo, eravamo gli unici rimasti seduti, dice: cosa facciamo? Senti, facciamo finta di fumare e poi ci buttiamo per terra, e anche noi abbiamo fatto la prima esperienza americana con la cosa di droga. Dopo il primo contatto italiano è avvenuto quello americano, quello dove io vedevo. Posso? Qui con me? Sì. Nel mentre che lei continua a raccontarci, io carico la sua presentazione, perché abbiamo ancora problemi con... Quindi deve essere carica anche la mia presentazione, un po' duro. Allora. Mi scusi, l'ho interrotta. No, non lo figuriamo. So io che magari mi dimentico tante cose perché sono, come diremmo noi, un po' sventiato. E poi ho 82 anni. Complimenti. Dove
dove è arrivato? A quelli che si buttano giù. Eh? Sì, la droga. La prima era la droga. Poi dopo un po' di tempo, per via di un'amica che avevo conosciuto, e che mi raccontò di aver conosciuto, eccola qua. Amica? No, no. Dopo vi faccio vedere una cosa fondamentale. Sì, c'è già cosa avanti. Vabbè. E mi aveva preparato un incontro con il direttore dei relativi, una delle più grandi agenzie americane, che era la stessa dove io per poco tempo avevo lavorato a Milano, che era la McCann Erickson. E fui assunto e proprio perché ero un cicciottello, no? Mi diedero, pensate un po', come budget più importante, il budget mondiale per Tampax. Capirai proprio. Io dovevo sapere tante cose che non dovevo sapere, però ho conosciuto le più belle modelle che io potevo vedere, naturalmente vestite, insomma. Ma è stata un'esperienza molto, molto, molto bella. È partita? C'è qui. Ci siamo? Perfetto. Allora faccio una... interrompo quello che vi ho detto ed è risposta ad qualcuno venendo qua, non faccio nomi anche perché non lo so il nome, mi ha chiesto cosa ne pensa della campagna uscita in questi giorni per la Sardegna. Io l'avevo vista. E allora vi devo dire che la parte artistica, cioè la fotografia, le cose, è bella, cioè ha un senso, comincia a darti dei problemi quando un tipico gigante di cosa viene fuori dal mare, che poverino dovevano averlo scartato da tutti gli altri. No, non guardate questo, ascoltate quello che dico io. E poi lui si era e aveva fra le mani la statua di Caterina Murino, che poi va a cavallo, perché diventa mammutone. Nella legge mondiale, e quindi sarda, il mammutone non possono andare a cavallo e non possono dare ad una donna la maschera d'epica. 2. Poi non capisco le altre cose, cioè una roba senza logica. Allora, ma che lei cosa avrebbe fatto? Semplicissimo, semplicissimo. Non per darmi delle arie, ma poi vi dico cosa succede prima di dire sì ad una parte. Se voi
girate al rovescio e cominciate con Caterina Murino in una spiaggia bellissima che parla con il figlio e illustra. Mentre illustra fai vedere le fotografie che sono diventate cartoline che fuggono, ma non capisci perché sono lì. Quelle invece erano prese dalla cosa. La cosa è tutta lì, ma quando un cliente contatta un'agenzia e chiede intanto di firmare un budget, una di cosa, e in questo caso avevano firmato. L'agenzia è obbligata, perché il cliente possa scegliere, di fargli vedere lo storyboard, cioè la storia fatta a pacchetto di tutto quello che succede. Quindi il cliente sa che il film sarà così. Allora, avendo visto il film un po' sciagurato, il cliente non ha mai letto di che cosa doveva credere. Solo un'assessora, mi ricordo il nome ma non lo dico, aveva detto che finalmente quelle erano l'esempio di come noi non dovevamo più mandare all'estero le famigerate cartoline. Allora lei non ha neanche capito che tutte quelle, una dopo l'altra, erano le cartoline della Sardegna, senza dire niente, erano cartoline. La bestemmia del poveretto che ha fatto annegare nel mare e porta su Caterina lascia a voi l'unica cosa. Cioè, ora, un altro signore mi avevano detto che doveva esserci, ma non c'è. Che ha detto che il nuovo museo dei grandi, come si chiamano? Dei giganti avrebbero rappresentato per noi, facendoli girare in tutto il mondo, la nuova Expo della Sardegna. Chi ti varia un pillone? E l'hai messo lì, poveretto, annegato, nero, e questi sono tutti bianchi, respirano adesso perché non sono più pieni di fango. E questo qua sta lì, e lui tutto contento, poverino, con la cosa di Caterina, che non so come abbia fatto, perché c'è. Allora, io ho avuto l'onore, qualche anno fa, di creare una campagna per la Sardegna. Questa cosa è quella che avevo. Straordinaria la mia scelta di Caterina Murino, perché anche qua c'è lei, poveretta. Caterina l'avevo conosciuta molti anni fa, quando lui era ragazza, ero molto più giovane, perché lei aveva partecipato in Sardegna alla selezione di Miss Sardegna. Io allora, che ero fanciullo della pubblicità, ero presidente della giuria, sono rimasti in due. Una e la seconda era lei. Io ho detto, figuriamoci, lei è ancora adesso, anche prima, una bellezza a raccontare la Sardegna, così, no? E la giuria era indecisa se di lei o l'altra, che era di moda una specie di cagnolino, quelle cose. Allora gli ho dato il mio voto, che valeva 2, e io ho fatto vincere. Quando mi è stato chiesto, e io lì lavoravo
quanto mi piacerebbe aggiungere ad ognuno di questi nomi una roba da... devo dire il nome solo. Quando lavoravo lì, lavoravo nella giunta di Cappellacci, perché Cappellacci era presidente della giuria e io l'ho fatta allora per loro. E quindi ho chiamato Caterina, gli ho detto vorrei fare una cosa, vorrei fare quello. E Caterina mi è servita soltanto per una fotografia col suo coso di l'abito da sarda del suo paese. E volevo che la Sardegna fosse rappresentata e raccontata da una che è sarda, ti fa, non passa un cavallo e tu ti chiedi perché il cavallo, passano in Mammutona e tu ti chiedi perché qui Mammutona? Qui c'è un invito non so se voi riuscite a leggere o ve lo leggo io. In fondo non riescono a leggere, se può leggere. Leggo. Il primo annuncio si chiamava Sardegna. La Sardegna la trovi in una stretta di mano, in un pizzo raffinato, in un modo da sfodelo, come nella dolcezza del sorriso delle sue donne. Una civiltà ricca e millenaria che non offre solo acque trasparenti e spiagge dorate. Un'isola che si rivela d'incanto, quando improvvisamente sbuchi come per magia in posti che non ti aspettavi, ma dove ti senti subito aspettato. Tanta è l'ospitalità che ti abbraccia. Conoscerete così un'altra Sardegna, insolita e meravigliosa, un luogo dove sarete più lontani dai luoghi comuni e più vicini al tuo cuore. Venite a scoprire tutta la bellezza della mia terra. Sarete sempre benvenuti. Parola di Caterina Murino. Questo è un modo di scegliere. Non è male. Come vado al secondo? Io non sono capace. Il secondo annuncio, che non so se sia quello, ma va bene questo. Sempre la stessa immagine, in tutte le pagine c'era Caterina che parla con un turista, con uno che ama la Sardegna, però è umano, cioè non è che questa signorina non è lì che e ti guarda perché sono bella e tu fai, dice delle cose che riguardano la Sardegna. In questo domani piove, e allora? Se domani da voi piove, non diventate tristi, venite a passare il fine settimana in Sardegna. Ora che i prezzi sono ribassati tanto, le navi della flotta sarda sono disponibili per voi. Mettete in valigia poche cose e venite da noi. Il tempo è sempre amico ed è bello anche quando è brutto. Una passeggiata e guardate le onde che si infrangono sugli scogli, è una cosa imperdibile. A pranzo, in un agriturismo ad assaggiare le specialità della terra, è un'esperienza indimenticabile. Alla sera, l'emozione di una visita ai quartieri storici dei nostri paesi resterà con voi tutta la vita. Quindi lasciate la pioggia ed il freddo a casa vostra e venite da noi. Vi aspettiamo a braccia aperte, come un amico. Parola di Caterina Murino. A pranzo, come no?
bisogna stimolarli, se no anche quelli più bravi si addormentano, registrare la mia voce che è rauca e non si sente. Sto parlando, oh, signori, sto parlando di Caterina Murino, non ho capito. E l'altra? Bravissimo. Sardegna, non vi sentirete mai come a casa vostra. Se siete stanchi di una vita passata in pantofole, seduti in una poltrona davanti alla TV, se siete stanchi dello stress dal lavoro e dal vostro capufficio, e se i vostri figli vi mettono sotto pressione ed il cane deve andare a fare la pipì, pensate ad una vacanza in Sardegna dove il sole vi scalderà e l'acqua del mare meraviglioso vi cullerà favorendo i vostri sogni. Vi sembrerà di essere in un altro mondo e soprattutto non vi sentirete mai come a casa vostra. Parola di Caterina Murino. Ce ne sono ancora uno o due, non mi ricordo. Non mi ricordo quante ce ne sono. Ma... 6. Eh? Totale 6 poi. Sì, questa è la... Sardegna, la bella estate. La bellezza della Sardegna non brilla solo come una bella estate sotto il suo caldo sole mediterraneo, nelle cristalline acque del suo mare o nelle sabbie dorate delle sue spiagge. Quello che questa isola può regalarvi è il fascino di scoprire la Sardegna dei piccoli paesi dell'interno, ritrovare la storia di un popolo tra i più antichi del mondo, le opere d'arte dei suoi musei, conoscere le sue tradizioni profonde ed il suo patrimonio folcloristico, vivere la possibilità di sciare in un panorama mozzafiato. Conoscerete così un'altra Sardegna, insolita e meravigliosa, un luogo dove sarete più lontani dai luoghi comuni e più vicini al suo cuore, dove splende tutta la bellezza della mia terra. Parola di Caterina Murino. Ci sono altre due, ma insomma, se no, vado avanti con un'altra storia o finisco con queste? Finisco? Vogliono vederle tutte, maestro. Andiamo. Va bene. Obbedisco. Questa era una cosa che avevo in mente da tantissimi tempi e l'avevo detto, quando mi capiterà una cosa un po' strana, l'adopero. Qui era perfetta, no? Al primo accenno di raffreddore, presto, Sardegna. Quando siete costretti a tirar fuori dall'armadio la vostra sciarpa, quando i primi freddi vi regalano i tipici brividi dell'influenza di stagione, allora, al primo freddo di raffreddore, presto, Sardegna. Buttate via la sciarpa, lasciatevi scaldare dal sole e cullare dal male di una delle meravigliose spiagge di questa isola. Un delizioso pranzo in un agriturismo che sarà felice di accogliervi come un vecchio amico di famiglia, allora lasciate tutto e venite qui. Vi aspetto anch'io, Caterina Murino. Fine? Sardegna, bella anche d'inverno, no? Fra qualche mese finirà anche l'estate, ma se avete sempre pensato che la Sardegna sia soltanto una terra meravigliosa per passare le vacanze in estate, vi siete sbagliati. Quello che questa isola può regalarvi oltre al mare, le spiagge più belle del mondo, è il fascino di scoprire la Sardegna dei piccoli paesi dell'interno.
ritrovare la storia di un popolo tra i più antichi al mondo, le opere d'arte dei musei e la possibilità di sciare in un panorama mozzafiato. Vi assicuriamo che vi sentirete veramente felici. Altro che nebbia, ve lo garantisco io, Caterina Morino. Va bene. Questo era, io giudico questa la mia più bella campagna fatta, in generale non solo per la Sardegna, ma per parlare di emozione, di cuore, di sensibilità. Questa è musica, non sono bla 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 che non hanno significato, non solo cartoline che ti arrivano sul giornale, che costano un sacco di soldi e voi la guardate. Bah, le cartoline non ti parlano. E quindi... Chiudo. Che anno era questa? Eh? Che anno era questa campagna? 18. 2008. No, di questo si traduce il fatto che io parlo di navi che ci sono, aerei che quindi non è di oggi hanno fatto altro. Dopo, quanto tempo avrei io? 5 minuti, allora ho finito. Perché abbiamo degli altri pubblicitari che poi non chiamate un polo dentro. Come lei ci sono le tue agenzie pubblicitarie. Dove sono? Li posso salutare? Lorenzo e Giordana, li abbiamo salutati prima, abbiamo fatto la foto insieme, con Natalia Borri, Verdi Store, idem. Grazie. Il mio saluto è veramente di cuore, perché so quanto sia difficile fare il pubblicitario e farlo bene. Purtroppo come si faceva una volta. Oggi, e ne abbiamo parlato poc'anzi, non è pubblicità, è porcheria. Non hanno anche l'avvento delle visioni private dove tutto ha paura di essere visto, di dire l'ultima stupidaggine che può dire. Non ti prende per mano. Molte volte ho detto ai ragazzi che lavoravano per me, ricordatevi che voi dovete prendere per mano il consumatore e portarlo dove volete voi, non dove vanno gli altri, dove vi dicono di andare. Non serve a nulla, non serve a nulla. La pubblicità è nei confronti del cliente un atto d'amore. Se io racconto le storie, ricordatevi un po' tutte le storie Barilla. Barilla è l'entusiasmo di appartenere in famiglia e vivere quel tipo di vita e soprattutto insegnare ai bambini che la televisione non serve solo per divertirsi, ma serve anche per educare. Potrebbe servire anche di volervi bene. E se qualcuno continuasse a fare il pubblicitario, ricordatevi che voi dovete voler bene ai consumatori, perché il consumatore vi ama. Se non li amate, si vede che non li amate, ma tanto per fare un po' di musica, un po' di chiasso, un po' di cose. La pubblicità non serve a niente.
a voi non serve a niente e quindi allora viene giudicata quando la pubblicità può anche essere la professione più stupida del mondo. Quindi mi auguro che voi siate sempre preparati e vincere almeno tutto quello che ho vinto io. Tutto ve lo regalo. Questo per dirvi che la mia vita non è stata del pubblicitario, c'è stata cultura da parte di chi la cultura poteva dartela. I due presidenti del nostro paese, Cossiga e Napolitano, il primo mi ha fatto commendatore, il secondo, come si chiama? Cavaliere di una cosa, una roba importante, non è cavaliere solo, è che non mi ricordo tutto. No? Grande ufficiale, più una scorta di veramente tantissimi premi, di gente che io ho rispettato sempre, che ho avuto voglia per loro di essere sfidato da chi faceva le porcherie. E quindi io sono contento. Mi piacerebbe che i ragazzi giovani potessero cominciare, magari come ho cominciato io, e avanti scoprissero che la pubblicità può essere molto, molto buona con te, come lo è stata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie moltissimo maestro, è stato davvero un grande privilegio averla con noi. Pensate che adesso mi monto la testa, ma per loro io ho disegnato, progettato dal niente per parlare della Sardegna quello che c'è qui sotto, pieno di prodotti e pieno di prodotti. Dal nulla guardate cosa è venuto fuori. E la ringraziamo ancora. Sta parlando del marchio Cara Sardegna, del negozio e del marchio Cara Sardegna. Di nuovo grazie mille a lei e alla signora. Perché la accompagno che qui c'è un pezzettino. Lorenzo e Giordana. Andate via, va bene. Domani rientrano. Domani parto, ma mi starete nel cuore tutti. Grazie ancora. Grazie a lei. La pennina?
Ok, buongiorno a tutti. Allora, mi presento velocemente, Lorenzo Saliu, e insieme alla mia socia e collega Giordana De Sì, siamo i titolari della SED Plus, siamo quelli che hanno creato l'immagine per questo evento. Volevo giusto spendere 2 parole prima di passare la parola alla mia socia per Gavino Sanna, che abbiamo sentito tutti le sue esperienze. Lui ha un'esperienza che io ho e lui non avrà mai, ovvero quello di aver lavorato per Gavino Sanna. Io ho avuto questa fortuna, ho lavorato con lui per la campagna elettorale di Renato Soru, è stata, penso, l'esperienza più bella della mia vita, quella che mi ha arricchito, veramente fatto diventare anche più grande. Devo dire anche una cosa, una persona eccezionale sotto ogni punto di vista. Voi l'avete visto così pacato, simpatico, però vi assicuro che quando arrivavano i politici che dovevano andare a cena con lui la sera, se l'ultimo di noi non aveva finito il suo lavoro, Gavino Sanna non si alzava dalla sedia. Ed è una cosa impensabile, perché lui arrivava lì la mattina, sempre perfetto, non sudava, ci portava dei fogliettini piccolissimi in cui c'era la sua creatività. Io li ho raccolti tutti questi foglietti, aveva una collezione meravigliosa che mi è stata rubata. Pensate un po' quanto valevano questi foglietti di Gavino Sanna. Quindi volevo velocemente condividere con voi questa mia emozione nel vederlo, nel parlarci nuovamente dopo tanto tempo, e quindi lo ringrazio e passo la parola alla mia socia che introdurrà quello di cui parleremo oggi. Oggi abbiamo sentito dei racconti interessantissimi, noi vi faremo vedere più figure, quindi da un certo punto di vista è anche più facile forse seguirci, ma noi lavoriamo molto sul visuale, quindi vedrete anche molte belle, spero, immagini. Parola a Giordana De Sì. Salve a tutti, ovviamente non vi nascondo che anche io parlare dopo Gavino Sanna un po' mi emoziona, perché comunque anche per me è stato un mito della mia infanzia, nel senso che comunque io ho iniziato a lavorare in comunicazione molti anni fa, e credo che si veda anche un po' dal colore dei miei capelli. Per cui la mia carriera è partita forse come la sua dalla scuola d'arte, per cui da lì poi è iniziata tutta la mia carriera per lavorare in comunicazione e in pubblicità. Ovviamente qua per parlare di comunicazione volevo partire dal concetto di creazione di identità, di brand identity, però molto spesso parlare di brand identity è abbastanza difficile. Qua abbiamo utilizzato un'immagine molto semplice che ci dice che cos'è l'identità, e quindi un semplice documento con una serie di informazioni su una persona. Ovviamente quelle stesse informazioni, che sono molto fredde e molto tecniche, possono essere date anche da un'immagine fotografica che ritraggono la persona e ti danno forse quella parte più emozionale del ritratto. Questo per dire cosa? Vai avanti? Per dire cosa? Che quella stessa immagine, il concetto di brand identity, di carta d'identità, andrebbe applicata un po' a tutte le aziende, cioè tutte le aziende dovrebbero avere come base una buona identità aziendale, una buona brand identity, una buona carta d'identità. Perché comunque le aziende non sono tutte uguali, così come noi non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha un documento ben preciso, e tutte le aziende hanno ugualmente un nome, una personalità e dei valori differenti. Questi sono i valori che ogni azienda dovrebbe comunque esporre e dovrebbe far valere e rendere palesi, perché le aziende costruiscono la propria reputazione attraverso la relazione con i propri clienti, quindi si inizia proprio un lavoro di costruzione dell'immagine a partire esattamente dalle basi. No, puoi andare. Qua ci sono degli esempi di brand anche abbastanza riconosciuti a livello internazionale. Per un'azienda è fondamentale avere dei valori e degli obiettivi, come abbiamo detto prima e come ha ripetuto anche stamattina in termini di valori il relatore. Come mettere in luce i valori e gli obiettivi? Attraverso la vision e la mission, che
che è la base per costruire la propria identità aziendale. Gli esempi di Technogym ci dicono che la loro vision è essere leader nel mondo come wellness solution provider. La loro mission è aiutare le persone a stare meglio, quindi una volta che uno individua quelle che sono la vision e la mission, può lavorare sulla costruzione della brand identity. Google, la vision di Google è fornire l'accesso alle informazioni del mondo con un click. La loro mission è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle accessibili a tutti. Poi abbiamo Coca-Cola, credo che non ci sia bisogno di esporre qual è la vision: offrire bevande di qualità che anticipano e soddisfano i desideri delle persone. E la mission è rinfrescare il pianeta. Poi ovviamente ognuno può essere d'accordo o meno su quella che è la mission di Coca-Cola. Un'altra immagine emblematica che ci dice come l'azienda forma la sua identità aziendale, nel senso che comunque coinvolge direttamente i consumatori e li fa sentire parte di un gruppo. Qua l'esempio di Harley Davidson ci dice che comunque comprare quel tipo di moto ti fa sentire all'interno di un gruppo molto particolare. Questa è una delle tante, forse più esplicita al giorno d'oggi. Questa è abbastanza vecchia, Think Different, si parla del Mac, della Apple, però la Apple è riuscita veramente a entrare nell'immaginario di tutti noi e a farci sentire parte del gruppo semplicemente possedendo un iPhone o comunque un Mac. Ognuno di noi credo che abbia a casa uno di questi oggetti. Per cui l'insieme dei valori dell'azienda crea quello che è il brand, il personale, i prodotti, i servizi, la sede sociale, i mezzi, nel senso che il concetto di brand ti dice che comunque è tutto quello che crea quella che è l'immagine aziendale. Perché poi comunque qua abbiamo citato i due Kotler e Armstrong con la loro affermazione, i principi di marketing: la risorsa più durevole dell'impresa che vive più a lungo dei singoli prodotti e delle strutture, ovvero il brand è quella, sopravvive un po' a tutto, nel senso che può sopravvivere anche alle persone, nel senso che un'azienda fondata all'inizio del secolo esiste ancora, il brand esiste ancora, nonostante poi magari le persone che l'hanno fondata non esistano più. Questo per dire cosa? Che bisogna partire dalla base nella creazione della brand identity. La base è quasi sempre la costruzione del marchio, che sembra una banalità, nel senso sembra qualcosa di poco conto, avere cura della costruzione del proprio marchio, del proprio brand. Invece si parte proprio da lì per avere una solida base. Qua c'era un'immagine di un marchio del 1899 che pochi di voi riconosceranno, perché comunque vista da lontano non si riesce neanche a percepire qual è l'incisione sulla targa. Dice semplicemente fabbrica italiana di automobili Torino Fiat, c'è anche un numero, una N, che sottintende lo spazio che poi sarà dato al numero di telaio. È il primo marchio della Fiat. Gli altri marchi della Fiat nel tempo poi sono cambiati tantissimo. Il primo del 1901, il restyling, presenta una cosa completamente diversa, dove c'è il logo Fiat inserito in uno spazio di fantasia con un fondo blu e un colore oro, perché questa credo sia una targa. 1901, dal 1901 al 1904 c'è questo salto ancora diverso, dove si passa all'iscrizione in un ovale, sempre col fondo blu, ma con un'iscrizione in bianco e con degli elementi floreali. 1921 si cambia ancora, perché Fiat entra a far parte del mondo delle corse e quindi c'è bisogno di un marchio più adeguato. Ancora avanti, 1931, il marchio Fiat diventa molto più alto, lo spazio dove è inserito è un riquadro rosso con la scritta che si allunga ancora di più. Poi il 1968 forse è quello che possiamo ricordare ancora, perché comunque fa parte un po' della nostra generazione, è completamente rivisto, perché comunque si tratta di avere le quattro lettere separate da degli spazi ben definiti, quattro quadratini inclinati, e fanno parte di quella che è l'idea dell'immagine
precisa di quell'anno, insomma di quel periodo. Nel 1991 ancora un cambiamento dove viene fatta un'operazione di sintesi, che è quasi sempre quella che si deve fare quando si ha a che fare con lo studio del marchio o comunque con il restyling di un marchio. Si arriva alla sintesi, si deve arrivare a una sintesi. No, aspetta un attimo. Questo io abbiamo usato il marchio della Fiat perché è uno dei marchi che ha subito più restyling e che ci dice che non è sbagliato uno di questi marchi. Ognuno di questi marchi è giusto per il periodo in cui è stato pensato, perché se guardate esattamente gli anni potete vedere che rispecchia esattamente quell'annata, perché poi andiamo al 99 con i 100 anni, al 2006 dove Fiat è entrata a far parte di FCA, quindi ha avuto il restyling in prospettiva dell'entrata in FCA, e fino ad arrivare alla sintesi estrema del 2020, che è questo marchio molto sintetizzato rispetto agli altri. L'unico elemento che sono riusciti a tenere sempre uguale è la A di Fiat. A parte quello del 68, gli altri hanno tenuto come elemento distintivo il fatto che la A abbia una stanghetta esattamente dritta e l'altra è un po' curvata, e questo è quanto. Un altro esempio di marchi a livello internazionale che probabilmente pochi conoscono o pochi riconoscono come marchio famoso è quello del 1953 di McDonald's, dove un sacco di elementi sono stati messi all'interno di un cerchio. C'è la scritta McDonald's, c'è il panino animato che ti dice siamo veloci, insomma è il primo lancio del panino veloce da mangiare al McDonald's. E anche qui abbiamo una serie poi di lavori successivi che sono andati via via a semplificare quel marchio. Il designer che si è occupato per la prima volta di rivedere il marchio nel 1961 si è ispirato a questi due archi gialli che erano nello stabile del primo McDonald's che hanno acquistato, e da lì via via sono stati fatti i restyling 61, adesso non leggo esattamente se è 68, forse la svolta ce l'ha avuta il 75 quando è stato utilizzato il fondo rosso per far risaltare ancora di più i due archi gialli. Poi è stato tolto, è stato utilizzato un payoff I'm Loving It che credo che sia utilizzato ancora oggi, nel 2001. 2006 estrema sintesi anche qua del marchio con i due archi, fino ad arrivare al 2007, cosa molto importante, il cambio di colore sul fondo. Pochi di noi magari se ne sono accorti entrando al McDonald's che c'è stato il cambio dal colore rosso e giallo al colore verde e giallo. È stata un'esigenza perché si cominciava a parlare di junk food e di food invece che doveva seguire quella che era l'healthy food. Quindi anche i colori che hanno un codice di comunicazione molto molto preciso sono andati a seguire quella linea. Ho inserito anche quello del 2020 perché hanno modificato leggermente in questo periodo il marchio solo perché c'era il periodo del Covid, della pandemia, hanno utilizzato il distanziamento degli archi per far sentire comunque una vicinanza probabilmente al consumatore, quindi i due archi sono stati separati per quel periodo preciso. E poi viene modificato il marchio ogni tanto. Questo è un esempio di, probabilmente era un evento di la giornata delle donne e quindi è stato rovesciato, i due archi sono diventati il segno, la W. Qua parlando sempre di identità aziendale, qua siamo andati a vedere due campagne pubblicitarie che sono state fatte nel 2021 dall'Ufficio del Turismo di New York per recuperare quello che era tutto il bacino di turismo che comunque ovviamente è stato perso nel periodo della pandemia. Per cui anche New York, che è una destinazione universalmente riconosciuta, chi è che non conosce cosa è New York e cosa offre, però anche loro hanno investito credo 30 milioni di dollari
per incentivare quello che è il recupero di tutto il bacino che comunque è mancato in quei 2 anni, il bacino di turismo internazionale, per cui New York ha utilizzato queste immagini perché probabilmente non ha neanche bisogno di farti vedere cosa c'è a New York, perché lo sappiamo tutti. Queste sono altre 2 campagne per il turismo dell'Arizona, dove ti dicono la tua storia inizia qui, la tua storia inizia adesso, cioè vieni a trovarci. Queste sono 2 immagini dell'Arizona abbastanza conosciute, però anche loro hanno bisogno comunque di reiterare quello che è l'identità aziendale di una destinazione e di comunicare al turista. Qua praticamente la prima parte è finita perché volevo introdurre quella che è la parte che dovrà seguire il mio socio, che parla dell'applicazione un po' di tutte queste tecniche che ho brevemente illustrato, e quindi si deve andare a costruire quella che è l'identità aziendale, in questo caso di un nostro cliente che è l'hotel Lugano Dante. Sì, grazie. Allora, come abbiamo detto prima, la nostra è un'agenzia che è ubicata in Sardegna. I nostri clienti oggi sono al 50% in Sardegna, al 50% sono all'estero. Questo cliente è un cliente che noi abbiamo a Lugano. Qual è la problematica che da sardi ci ritroviamo a trovare ogni volta che andiamo fuori? È che la percezione nostra è sempre un po' la percezione del sardo che va fuori a fare qualcosa, c'è sempre questa percezione un po' di qualcosa di strano che non torna. Per questo cliente siamo moltissimi professionisti che siamo coinvolti. Alla prima cena che abbiamo fatto tutti insieme, la domanda che mi è stata rivolta è: come mai voi dalla Sardegna? Chi me l'ha rivolta era un architetto di Bologna. Ecco, Bologna non è esattamente New York, non è Londra, quindi se da Bologna si pongono il dubbio, ma perché voi dalla Sardegna siete qua, cioè è un problema di percezione molto, molto importante. Siamo riusciti a risolvere questa che era una vera e propria problematica in un modo solo, lavorando bene. L'unico modo che noi abbiamo per poterci affermare anche fuori è quello di fare le cose, non dico meglio degli altri, ma a livello degli altri. E questo possiamo farlo benissimo. Con questo hotel, Lugano Dante, aveva l'ambizione di diventare un hub urbano, quindi un centro di raccolta per la città in cui tutte le persone andavano lì a passare del tempo, quindi non più solo hotel, ma proprio un luogo in cui andare a passare la propria giornata. E poi garantire il benessere del cliente e offrire un'esperienza di soggiorno unica. Noi siamo ormai 3 anni che collaboriamo con questo hotel, ormai i consulenti esterni sono 5 agenzie, ognuno fa una sua piccola parte, piccola grande parte. Qua ho riassunto più o meno quello che può essere l'organigramma delle persone che lavorano all'interno. Come vedete è molto complesso, perché c'è uno strategy marketing manager che, diciamo, supervisiona tutto. Se mi chiedete nello specifico cosa fa non vi so rispondere, quindi passiamo alla parte successiva. Proprietà più marketing interno, sono quelli che ci danno le indicazioni. Poi c'è un project manager che si occupa di tutto quello che è digitale, poi ci siamo noi di Set Plus che ci occupiamo di tutto quello che è invece visivo o anche testuale. C'è una corrispondenza tra storytelling e copywriting che facciamo assieme al project manager, ma sostanzialmente tutta questa parte viene svolta in concerto. Contate che l'hotel è piccolo, sono 90 stanze, c'è un ristorante di cui non parlo qua perché ci vorrebbe troppo tempo, però sostanzialmente i professionisti, i coinvolti sono veramente tanti. E avere tanti professionisti ha un solo scopo: ottenere dei risultati. Se noi vediamo così proprio a prima vista quale può essere il ritorno di tutte le campagne che vengono fatte online, sulle campagne Expedia Travel, quindi tutto quello che è digitale, per ogni euro speso ne rientrano 127. Sulle campagne Google per ogni euro speso all'albergatore gliene tornano 11,
sulle campagne dei metamotori, quindi TripAdvisor, Trivago, tutti quelli che voi potete immaginare, su ogni euro speso ne rientrano 9. Va da sé che se uno dice hai speso un euro, te ne rientrano 9, non è che sia un granché. Ma se tu ne hai speso 10.000 te ne rientrano 90.000 e i numeri di cui stiamo parlando per le sponsorizzate mensili sono questi. Quindi a fronte di 10.000 euro investiti su una campagna di Expedia, l'albergatore se ne rifà 127.000. Quindi i numeri sono veramente importanti. Però per arrivare ai numeri, poi vediamo anche le recensioni sono importantissime perché siamo riusciti a far diventare questo hotel come l'hotel il top di Lugano. Quindi a Lugano il primo hotel per recensioni è Lugano Dante. Ovvio che questo deriva dalla lunga storia dell'hotel. L'hotel è partito era già conosciuto, Lugano Dante, il proprietario Carlo Fontana, un futurista, possiamo chiamarlo così, del mondo alberghiero, che ha creato Oxel, che è un PMS onnicomprensivo per la gestione degli hotel. Era un hotel al vecchio stampo, molto classico. L'albergatore si è reso conto che la sua clientela doveva cambiare perché comunque il cliente che aveva prima era un cliente che via via, essendo molto anziano, tendenzialmente tendeva a sparire. Quindi c'è stato un restyling completo che ha portato a essere un hotel veramente di design, quindi completamente trasformato, con un'idea anche di ospitalità completamente differente, che ha portato a farlo diventare veramente un polo di attrazione. È un luogo bellissimo, qua vedete sulla immagine che c'è alla vostra destra, penso quello o a sinistra, quello dove ci sono quelle specie di lampade sul soffitto. Quello è una cosa unica in Europa, si chiama Inner Scene, praticamente sono delle lampade che simulano la luce diurna. Quindi voi vi trovate in questo salone che è completamente chiuso, dove vedete queste luci che se voi passate sotto vedete il sole. Non ditemi come funziona, non lo so, però voi quando passate vedete il sole che si sposta in base alla vostra posizione. Ovvio che questo può diventare da luce diurna, può diventare anche luce notturna ovviamente, quindi è molto molto suggestivo. Questi sono i bagni. Lo storytelling, qui quando ci siamo trovati a fare tutto il lavoro di restyling dell'identità, come diceva prima Giordana, ci siamo trovati con questo in mano. Quindi Lugano Dante, l'idea di Dante che noi abbiamo avuto a scuola era quella di qualcosa di polveroso, anche un po' di oscuro. E quindi l'idea era teniamo questo nome e lo cambiamo, però era così posizionato questo hotel che non si poteva sostituire. Quindi l'idea che abbiamo avuto è stata quella di trattare Dante in una maniera differente. L'idea che abbiamo avuto è stata questa: perché Benigni su Rai 1 legge la Divina Commedia fa il pieno di ascolti? Perché evidentemente racconta la Divina Commedia in una maniera differente da come facevano i nostri professori, che quando dicevano leggiamo la Divina Commedia di Dante c'era gente che si buttava giù dalle finestre. Invece con Benigni la gente pagava per andarlo ad ascoltare e raccontava le stesse cose ma in maniera nuova. E noi abbiamo fatto questo. Abbiamo creato questa immagine, abbiamo trattato le immagini anche di Doré, questo famoso incisore che è specializzato proprio sulla rappresentazione della Divina Commedia, le abbiamo trattate in una maniera moderna, fresca e immaginifica, che prescinde dal mi piace o non mi piace, c'è un'idea e l'idea va sempre portata avanti. Questo Dante l'abbiamo messo durante i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti all'hotel nella piazza principale di Lugano, con una installazione di 9 metri in cui si capiva già che succedeva qualcosa. Quindi mentre c'erano i lavori che sono durati tutto il 2020, tra virgolette, fortunatamente durante il periodo della pandemia, le persone vedevano già la nuova immagine. Questa è la piazza. Queste sono altre rappresentazioni, queste le ho fatte io personalmente, quindi ne vado particolarmente fiero, che sono diventate poi una parte della decorazione dell'hotel. Queste immagini di Lugano trattate in maniera dantesca, come volevamo noi fare questo storytelling del Lugano Dante, sono state utilizzate in una maniera, anche questa innovativa, per la decorazione degli ascensori. Quindi l'ascensore noi l'abbiamo visto come luogo in cui le persone vanno per andare da un punto all'altro, potevano diventare un punto di interesse e oggi sono la parte dell'hotel che è più fotografata col selfie.
E l'idea nostra iniziale era proprio quello, fare un ascensore selfabile. E la cosa, diciamo, che ha preso piede e ha funzionato. Poi abbiamo creato in tutto l'hotel delle scritte, dietro ovviamente la suggestione dell'architetto. Siamo andati poi a trovare delle frasi che potessero raccontare in qualche modo il nuovo restyling dell'hotel. Anche diciamo, le indicazioni per quanto riguarda bagni, in questo caso i bagni, sono trattate allo stesso modo, in modo che in tutto l'hotel tutta la comunicazione parlasse lo stesso linguaggio, e quello diventa fondamentale se si vuole posizionare e dare un'identità precisa a una struttura, che può essere un hotel ma può essere qualsiasi cosa. Qua abbiamo messo anche diciamo un cartello sul pavimento, perché il bagno è posizionato in un punto in cui le persone si perdevano, quindi abbiamo dovuto mettere in terra e la cosa è stata risolta. Poi voglio far vedere, non so se è tempo di chiudere, fermatevi, perché io sono abbastanza prolisso, quindi nel caso fatemi segno. In alto sulla sinistra abbiamo il logo precedente, bello, non bello, non è quello importante, c'è la necessità di un marchio nuovo. Noi quando progettiamo un marchio abbiamo l'ambizione di dargli una storia, non può essere evidentemente solo un fatto tecnico. Noi abbiamo preso i dipinti di Escher, abbiamo preso il Monte San Salvatore di Lugano, che ha questi riflessi che la sera con le luci vanno sul lago, e abbiamo fatto diventare la lettera D del Lugano Dante un monte che si rispecchia con il suo opposto, con il negativo sul mare. Questa è stata la prima proposta di marchio. Poi c'era quest'altra che deriva dalle architetture impossibili, in cui abbiamo unito la L e la D in un gioco di luce e di buio. Praticamente l'abbiamo fatto diventare una delle architetture impossibili sempre di Escher. Oppure l'ultimo, che è quello che ha disegnato Giordana, che deriva dall'estetica del Bauhaus, dove delle parti singole vanno a creare poi un qualcosa che ha una sua definizione, una sua identità. Quindi le lettere L e D del Lugano Dante diventano il volto iconico di Dante. Poi qua c'è anche il mio apporto in questo lavoro, perché poi il payoff del Lugano Dante, in cui sparisce anche la definizione di hotel e spariscono le 4 stelle, perché quello che stava diventando non era più solo un hotel. We like you. Poi vi racconto da cosa deriva questo slogan. Questo è, dicevamo, il titolare dell'hotel con il vecchio hotel, molto coerente. Anche Carlo Fontana ha dovuto fare un suo cambiamento personale, trasformandosi da quello che poteva essere un personaggio molto credibile in un'architettura molto classica, trasformarsi in una persona molto più giovanile, che fosse più coerente con il nuovo design. Quindi siamo andati anche a lavorare sulla persona, sul proporsi in una maniera più credibile rispetto a quello che è oggi. Lo stesso i ragazzi che lavorano nell'hotel, gli chef, li abbiamo dotati di delle spille, ognuno ha il nome, e poi abbiamo messo questo bel cuore. Lo diceva stamattina Paolo Borzacchiello, l'importanza delle parole ma anche dei simboli. Se io metto un cuore nelle persone, cosa sto dicendo? Sto dicendo che comunque ho dei sentimenti o delle emozioni, e questi sentimenti e emozioni vengono trasferiti al pubblico attraverso lo slogan, il payoff, we like you, voi mi piacete. Ed è veramente l'approccio che loro hanno nei confronti dell'ospite. Quindi un approccio molto umano, molto vicino. Il rapporto tra ospite e personale di 1 a 1, non c'è chi è sopra e chi è sotto, siamo pari. Io faccio un mestiere e voi fate l'ospite, siete nostri, siamo felici di avervi fra noi. Gli abbiamo messo l'abbigliamento in jeans in modo che fosse il più informale possibile, abbiamo allontanati dall'idea classica dell'hotel vecchio stile con le persone in giacca e cravatta, non perché riteniamo che siano sbagliati in generale, erano sbagliati per quella tipologia di ospitalità. Anche gli oggetti devono parlare lo stesso linguaggio, quindi abbiamo
tutto quanto ovviamente deve essere coordinato con l'idea del logo e dello storytelling iniziale. Anche le bottiglie dell'acqua che vengono date all'ospite o nella camera o nel momento in cui lasciano la struttura, prego signore, le lasciamo volentieri una bottiglia d'acqua per accompagnarla per il viaggio. Nel viaggio di ritorno queste persone hanno qualcosa che racconta ancora l'Hotel Lugano Dante. C'è stata anche, in una delle tante riunioni, c'è stato il dire all'ospite diamo del tuo o del lei. Queste cose che sembrano banali hanno preso riunioni che sono andate avanti per giorni, perché come diceva Paolo Borsacchiello stamattina, la parola sbagliata può far crollare tutto il castello di carte che è stato costruito. Quindi anche in questo ambito abbiamo ragionato e cosa abbiamo deciso? All'ospite di persona, se non è un ospite conosciuto, si dà del lei, in tutta la comunicazione che viene fatta, anche newsletter, cartaceo, quello che viene, la comunicazione viene fatta col tu. Quindi anche qua c'è stato questo, e questo chiudo con l'ultima slide che abbiamo preparato, l'importanza del lavoro in team. Come dicevo, ci sono tanti professionisti coinvolti. A noi ci capita di lavorare con tantissime persone, ognuno ha il suo carattere, c'è quello che ce l'ha bello, quello meno bello tipo il mio, però si va avanti comunque. L'importanza del lavoro in team, del volersi bene fra le persone con cui si lavorano, è uno dei cardini e dei valori che noi abbiamo come azienda. Chi lavora con noi e chi lavora per noi sono persone che hanno un cuore, a cui piace stare insieme, a passare del tempo anche oltre il mero orario di lavoro, e soprattutto quando ci lasciamo c'è la speranza di rivederci il prima possibile per poterci di nuovo salutare e lavorare insieme. Quindi con questo augurio vi ringrazio e spero che la cosa non vi abbia tolto troppo tempo rispetto a quello che avevamo coordinato con voi. Grazie. Dicevo, Natalia ha sviluppato con noi qualche anno fa un video proprio per la regione Sardegna, quindi il video che viene prima del video dei Mamuttone subacquei, l'abbiamo sviluppato insieme ed è ancora il video che sino a qualche giorno fa girava sui monitor dei 3 aeroporti. Sì, c'è ancora assolutamente, te lo confermo, e c'è anche sulla torre trifacciale esterna, sui grandi LED. Ovviamente credo che andremo a sostituirlo, che la regione ci chiederà di sostituirlo col nuovo, però vogliamo anche farvelo vedere, per cui se ce la facciamo partiamo da lì. Dovrebbe esserci collegato con noi dalle colline del Chianti anche Robert Piattelli. Robert, ci senti? Io mi sento perfettamente. Ottimo, adesso ti vediamo anche noi. Io ho un microfono qua, si sente, sì. Sì? Allora Natalia, finalmente ci vediamo di persona. Che cosa? Ci vediamo di persona finalmente. Ci vediamo di persona. Ah, scusate, ma non sentivo. Ci vediamo di persona per modo di dire, insomma, tu in Chianti e io qua, però almeno grazie dell'invito, grazie a chi resiste ancora in sala e grazie a Robert con cui faremo questa chiacchierata, grazie a Cesare e a tutti per questa occasione di, non so, di raccontare un po' il mio punto di vista sulla comunicazione. Ti lascio però la parola, Robert. Ma guarda, io anche perché non so qual è la qualità mia in questo momento, perché sono in Chianti che è un punto di forza, ma qui la connessione non è che... È buona. Si sente bene. Senti Natalia, noi abbiamo il privilegio di essere in fondo, per cui abbiamo sentito un sacco di cose
E come ci eravamo detti nelle call, insomma, che abbiamo fatto di preparazione, dobbiamo prendere un punto della comunicazione e cercare di focalizzarci. Ti metti un'asticella un po' alta e così vedi un po' se riesci a saltarla. E il tema un po' che potrebbe essere interessante è quello della responsabilità sociale, fondamentalmente, intesa e applicata soltanto per una destinazione, e quindi non è semplicissimo. Poi ci riporti questo magari alla tua esperienza del 2019, se questo era già un argomento che era attuale, che ora mi sembra che sia esploso anche per gli ultimi 2 anni che abbiamo passato. Ti rimando soltanto a una pubblicità che è l'ultima che sta girando da parecchio tempo di Amazon e che mette al centro le persone che consegnano i pacchi ai clienti, e lo fanno molto bene, con il tono di voce giusto, e non dicono molto ma lasciano immaginare parecchio. Io ti lascio soltanto con questa sollecitazione, te vai, racconta quello che vuoi, se riesci a darci anche per il tuo punto di vista, in base al vostro percorso, insomma, e anche a tutti i report che fate, che mettete al centro il concetto di human, sarebbe bello. Grazie, volentieri. Io mi presento, innanzitutto sono Natalia Borri, sono presidente, Chief Creative Director, direttore creativo di AdStore. AdStore è un'agenzia creativa che nasce negli Stati Uniti, fondata negli anni 90 da Paul Cappelli, che era un grande guru della pubblicità americana, italo-americano, che dopo tanti anni di lavoro in grandi agenzie, per finire compreso la McCann Erickson, lui era direttore creativo su Coca-Cola, tanti altri grandi brand in grandi agenzie. Grazie, allora intanto lo spot gira. Paul, come tutti i grandi creativi, non vuole avere padroni, e allora decise di aprire una sua sigla, una sua agenzia, che per i tempi fu rivoluzionaria. AdStore significa negozio di pubblicità. Lui decise di prendere una vetrina sulla strada per comunicare, trasmettere il concetto di trasparenza, di vicinanza, quello che vedi è quello che ti diamo, stanco di tanti anni di appunto lavoro in quei network che lui amava chiamare i network della comunicazione, del marketing, dove erano tanti piani d'uffici, tanta polvere e burocrazia, ma poca creatività, poca trasparenza, poca efficienza. Questa fu da sempre l'idea di AdStore, alla base quella di dare, allora anticipò molto i tempi, perché in un ufficio di dimensioni ridotte lavorava per grandissimi marchi, cosa che allora era impossibile. Poi oggi, dopo è arrivato il concetto, il crollo, insomma, del sistema delle multinazionali tradizionali della pubblicità, le boutique agencies e tante realtà adesso che lavorano per grandissimi, insomma, si è tutto frammentato, però allora invece fu veramente visionaria come idea. E altrettanto visionaria fu l'idea di Paul di creare un network alternativo ai sistemi tradizionali, che è appunto il gruppo di agenzie AdStore, cioè un sistema di fast networking che mette insieme oggi 14 agenzie in altrettanti paesi. Sulla base, è una specie di franchising, siamo agenzie alcune partecipate, alcune controllate, quasi tutte indipendenti, però che condividono una stessa visione e uno stesso marchio e una stessa serie di strumenti e tools, diciamo. Il gruppo di AdStore, appunto, di nascita e quindi di visione di pensiero anglosassone. Poi negli anni io ebbi la fortuna di lavorare a New York e di conoscere Paul mi chiamò per aprire la sede italiana dopo aver lavorato diverso tempo con lui. Era il momento giusto per me, nel 2000, quindi 22 anni fa, aprì la sede italiana di questo gruppo. E poi da 10 anni Paul mi passò il testimone, e da 10 anni quindi guido e sviluppo, ho la ownership e la responsabilità e la leadership di questo gruppo,
che oggi quindi è Attrazione Italiana. È un progetto molto bello perché è un progetto che si basa sulle persone. Noi amiamo chiamarci The Human Network, The Human Network perché siamo, prima che un gruppo di aziende, prima che una serie di numeri, siamo un gruppo di persone che ho la responsabilità di guidare. La prossima settimana saremo in Germania, la nostra convention internazionale. Ogni anno, l'anno scorso eravamo a Dubai, ogni anno siamo in una delle nostre sedi del gruppo a ispirarci e a contaminarci e a crescere, e la nostra visione d'agenzia è da sempre in quella parolina human, da sempre si basa, anzi noi l'abbiamo un po' sintetizzata nella nostra visione, nella nostra mission, che è Creativity for Humans, cioè noi vogliamo fare quello che sappiamo fare, cioè la creatività messa a disposizione per migliorare la vita delle persone. Lo facciamo per i nostri clienti perché crediamo che questo alla fine sia il vero compito di un brand e di un'azienda oggi più che mai, e lo facciamo anche per le nostre persone che mettiamo al centro di tutta una serie di progetti e di iniziative di welfare e di attenzioni varie, per le nostre comunità e per i nostri partner. Tu facevi riferimento, Roberto, allo Human Report. Noi ogni anno realizziamo un report, appunto, che è una relazione di impatto che cerca di spiegare come noi riusciamo a impattare appunto positivamente sulla vita delle persone. Prima Gavino Sanna ci invitava ad essere responsabili nel mestiere di comunicatori, e io credo che davvero oggi come imprenditrice, io lo sento molto sulle mie spalle, ma ancora di più come comunicatrice, la responsabilità di un lavoro che facciamo, che ha appunto insomma, con cui siamo tenuti, secondo me, a seguire, a guidare, anzi forse a cavalcare un grande cambiamento che stiamo attraversando. Direi che la pandemia ha forse accelerato, anzi paradossalmente, il periodo in cui eravamo tutti costretti a star fermi ha portato a fare passi più veloci, passi da gigante in questa evoluzione e in questo cambiamento. Oggi ormai è evidente, si parlava di transizione in tutti i sensi, ma la vera partita in gioco riguarda proprio il cambiamento, il nostro cambiamento, il cambiamento di stile di vita, il cambiamento di sistema di relazioni, dei consumi e di tutto. E io credo che di fatto il modo di comunicare, il nostro mestiere non sia cambiato, ma è cambiato veramente il contesto in cui lo facciamo. E la prima cosa che è cambiata è il sistema informativo. Oggi noi operiamo in un mondo in cui le persone sono perennemente connesse, se vogliono e se possono, molto informate, molto esigenti, molto critiche e molto attente. Cosa significa questo per un'azienda? Significa che l'unica possibilità è la verità. L'unico invito che noi facciamo infatti alle aziende con cui lavoriamo è quello di puntare sulla trasparenza, sulla verità, sui fatti e quindi insomma diciamo sui valori. Noi ci definiamo dei moltiplicatori di impatto positivo perché crediamo che vogliamo stare al fianco delle nostre aziende in una fase storica in cui i brand sono chiamati, e questo è un altro grande cambiamento, a prendere posizione sulle questioni socialmente più rilevanti. Non è più possibile per un'azienda, per un brand, per un player rimanere fuori dal lagone, rimanere a guardare, non dire la propria, non esprimere con la propria comunicazione qual è la propria idea di mondo, qual è la propria idea di futuro, in che cosa crede. Cioè si è passati di fatto dalla centralità del purpose, come si dice, cioè dello scopo, del senso, del perché si fanno le cose. Un'azienda oggi, un brand, noi non lo scegliamo più per quello che fa e che vende, ma per il motivo, per il perché lo fa. E queste aziende, quindi per questo era importante, i colleghi prima raccontavano di aziende, Coca-Cola, Apple, eccetera, che hanno lavorato proprio per definire un purpose, come migliorare la vita delle persone alla fine. In un modo o nell'altro un'azienda oggi deve fare questo. Noi crediamo che il comunicatore oggi si mette al fianco delle aziende per aiutarle appunto con questa centralità del purpose a
comunicare un cambiamento ed essere quindi sempre più in grado di migliorare la vita delle persone. Mi fermo, vedi che parto e mi sono scordata che era una domanda. Sì, no, ne abbiamo, ti ho fatto l'accenno di Amazon, è talmente chiaro, voglio dire, ha toccato un suo nodo e l'ha messo proprio davanti a tutto, quindi non ha fatto finta di niente. Ma quando prendi in mano una destinazione turistica? Ma alla fine credo che non cambino le cose. Ovviamente, allora io posso parlare della nostra esperienza in particolare, anche se io ho cominciato a lavorare nel settore del turismo già negli Stati Uniti con alcune compagnie aeree come JetBlue. Mi ricordo, allora veramente rimasi esterrefatta perché c'era una grande parata a New York e in App Store ci eravamo vestiti da operatori di JetBlue negli anni in cui l'agenzia seguiva la pubblicità per la JetBlue, che era la prima compagnia locale americana che aveva scelto una comunicazione molto ironica, molto vera, molto fresca. E io ricordo che vestita da operatrice di JetBlue facevo questa parata non mi ricordo se ero in Madison Avenue, credo, non ricordo, però la gente gridava JetBlue, we love you. E io dicevo, ma questo succede alle star, succede agli attori. In Italia nessun marchio, allora qualcuno dice we love you. Ecco, allora ho capito quanto era importante la creazione di questo bold emotivo, di questa vicinanza, di questa verità. E da allora noi abbiamo sempre cercato di tradurre questo. Io credo che più ancora che l'idea conti l'insight, cioè da che cosa parti? Dall'analisi, dall'ascolto e quindi dalla centralità delle persone, che siano operatori turistici o che siano turisti, ascoltare di che cosa c'è bisogno. Quando noi abbiamo fatto la campagna All Dreams Are Welcome, che era lo spot per la promozione della regione turistica che abbiamo fatto un attimo prima del lockdown, cioè nel 2019 anzi, alla fine prima di tutto c'era un brief molto chiaro che era quello di destagionalizzare, quindi la richiesta era raccontare una Sardegna che non è più fatta soltanto dalle 3 S, Sun, Sand e la terza? Sì, grazie, non mi veniva in mente, ma che aveva quindi la capacità di raccontarsi, insomma, raccontare non solo un turismo ma tanti turismi. E noi lo abbiamo fatto mettendo ancora una volta le persone al centro, con un'applicazione molto, quindi prima di tutto mostrando e raccontando la meraviglia della Sardegna, le meraviglie della Sardegna e quindi la verità, con un occhio molto cinematografico, ma allo stesso tempo prendendo 4 storie di 4 target che raccontano ognuno di loro i perché scelgono la Sardegna come destinazione. Insomma, c'erano le 4 tipologie: la famiglia, il turismo d'avventura, il turismo sportivo e la coppia. E quindi alla fine anche lì le persone al centro, il racconto in prima persona, diciamo l'identificazione che si andava a creare era la linea guida. Oltretutto questo spot era di per sé stesso un viaggio, perché è stato davvero un'idea di esplorazione e di scoperta, però con un grande senso di verità, di trasparenza e di vicinanza. Chiarissimo, chiarissimo. Perché quello che si dice sempre, tutte le volte che esce una campagna promozionale a sostegno della destinazione, non sparate sul pianista fondamentalmente, no? Perché sembrerebbe molto complicato in sostanza. Da dovunque le cose le vedi, vengono fuori che però ne mancano altre, oppure questa è troppo banale, oppure questa non mi riconosco nella mia, che non sono io quello che racconta, eccetera. Quindi è molto molto affascinante, insomma. E cosa è cambiato dal 2000 a tuo avviso, su questi temi di cui abbiamo appena accennato, l'esperienza di questi 2 anni di pandemia? Cosa hanno sollecitato ulteriormente di riflessione, di un dialogo verso possiamo dire, fiducia? Ancora di più? Trasparenza? Ancora di più? Non mi imbrogliare, non mi raccontare storie.
guarda che per me, e qui nel viaggio c'entra molto, mi hanno privato di muovermi, per cui per me è un bene preziosissimo ricominciare, non mi trattare come insomma, un cliente, ecco, porta più attenzione ai miei confronti, perché per me è importante. Questa è un po' forse una riflessione che possiamo fare, no? Sì, direi che io credo che l'accelerata che ha preso questo percorso di centralità della, diciamo, della verità e della trasparenza e dei fatti, appunto, ha portato a un enorme cambiamento, secondo me, in questo. A tutti i brand, e guarda, per me questo vale che in qualunque industria, in qualunque comparto, compreso ovviamente anche, anzi a maggior ragione nel settore delle destination, si chiede di diventare qualcosa di più che un brand, si chiede di diventare delle fonti di ispirazione. Ora che ai politici, alle istituzioni purtroppo troppo spesso, a chi è demandato a guidarci e a darci le sicurezze, non possiamo troppo, su questi non si può troppo spesso fare affidamento. La responsabilità della grande importanza, infatti, del ruolo, diciamo, della responsabilità delle imprese è proprio questo, secondo me, la responsabilità dei brand, e qui un comunicatore deve capire questo cambiamento, è proprio quello di passare, si è parlato molto prima anche con Gavina Sanna, con anche il predecessore che parlava di storytelling, di storie, e in realtà oggi si passa dallo storytelling allo story doing, veramente, cioè non è più sufficiente raccontare anche le più vere, più belle storie per una marca, ma bisogna affiancare, per il nostro mestiere, le aziende a diventare delle fonti di ispirazione con le azioni e con i fatti, e quindi a trasformare quello che prima era un optional, e quindi un'opzione possibile, c'è il tema del CSR, della responsabilità sociale di impresa. Oggi non è più una possibile scelta, è l'identità stessa di un brand, cioè il ruolo sociale che le aziende devono recuperare, secondo me, e che attraverso i loro brand possono ispirare i viaggiatori, i consumatori, i clienti ad essere persone migliori, o comunque anche in questo caso ad un turismo responsabile, ad un turismo attento, ad un turismo vero, è diventato una necessità assoluta, tanto è vero che appunto le aziende oggi, insomma, evolvono quelle che prima erano dei progetti esterni di sponsorizzazione, iniziative, corporate social responsibility, in una vera e propria scelta di iniziative che possono cambiare in modo tangibile e coerente con il loro purpose, con il loro modo di essere, la vita delle persone. Oggi il nostro lavoro come comunicatore è molto più lavorare insieme alle aziende per costruire dei percorsi concreti di appunto responsabilità in questo senso, e poi dopo raccontarli, che non fermarci soltanto appunto al famoso storytelling. Cioè io credo che, per tornare al nome, qua si parla di call to action, oggi si parla di call to action, vabbè, insomma, comunque il concetto della call to action è proprio lì che noi dobbiamo andare a lavorare, a riscrivere delle nuove call to action con dei messaggi che sappiano emergere, ovviamente, nello scenario, principalmente, prima di tutto nello scenario culturale, sociale, che invitino non solo a riflettere ma ad agire. Questo è il nostro ruolo di comunicatori, in qualunque settore, stare di fianco ai brand per essere degli ispiratori di questo cambiamento. E la parola d'ordine è comunque essere pertinenti, essere credibili e rilevanti, ma essere onesti. Senza questo i social non perdonano, insomma, poi, quindi non si va da nessuna parte. Natalia, siamo vicini alla chiusura, ma non tanto perché ci buttano fuori, perché stiamo andando... Io devo prendere l'aereo, quindi mi butto fuori da sola. L'ultima domanda.
questo forse poi un po' più per il brand, ma io volevo cercare se ti riuscivo a portare anche sulle destinazioni. È complicato diciamo, dialogare con chi una generazione che sta soltanto su dei luoghi che noi, almeno io, non conosco affatto, non ho linguaggi, non ho chiavi di lettura, non riesco non ho proprio le chiavi. Sto pensando per esempio al tentativo imbarazzante di questa ultima campagna elettorale di andare su TikTok per parlare con questi, insomma. Per cui ecco, lo state affrontando questo discorso? Nel senso, se avete un brand o una destinazione che è interessata a questo tipo di pubblico, quali media decidete di utilizzare i media più popolosi, diciamo, dove c'è maggiore probabilità di incrociare le vostre proposte con delle comunità? Vi proponete un linguaggio che è molto diverso rispetto a tutto quello che ci hai detto finora? Ma non c'è mezzo in cui non puoi andare se sei credibile, rilevante e onesto. Berlusconi su TikTok non è rilevante, non è credibile e forse non è neanche onesto per me, però nel senso perlomeno nella scelta specifica, ma non è che di per sé TikTok sia sbagliato per un politico, è perché lo fai e con quale messaggio e con quale contenuto. Adesso non voglio entrare in tecnicismi, diciamo, però secondo me ci sono i KPI che fino a pochissimo tempo fa guidavano le valutazioni dei successi delle campagne, no? E quindi GRP, le visualizzazioni, oppure anche tutti i KPI numerici, le quindicine di una fissione, le cose. Ormai sono completamente superate, perché l'unica cosa è la capacità veramente di creare una relazione vera e onesta e duratura con le persone, e questo lo fai soltanto non solo con la scelta del mezzo, ma prima con l'ascolto e con l'insight, e quindi con l'azione, con l'iniziativa. Noi affianchiamo i clienti prima ancora che, appunto, ribadisco, in costruzione di piani di comunicazione, in percorsi di azioni, quindi che vadano a impattare sulla vita delle persone, prima di comunicazione interna, poi di rilevanza sui propri target esterni, e questo lo puoi fare poi alla fine anche raccontandolo sui canali social, ma o comunque sui canali più rivolti a target più attenti e più esigenti, che non imbrogli come i ragazzini sui social, sempre se sei credibile e pertinente, perché se M&M's sceglie di fare un'operazione divertente su TikTok, ovviamente funziona. Ho detto una banalità finale. Naturalmente. Senti Natalia, io ti ringrazio a nome di tutti noi. Passerei, se sei d'accordo, il microfono al padrone di casa, che è un po' Lucio Murru, che è il nostro comandante. Siamo andati un po' lunghi, ma non è stata colpa nostra, insomma, nel senso che abbiamo iniziato più tardi e abbiamo finito nei nostri tempi, per cui siccome noi abbiamo sempre un post questi incontri, c'è sempre un momento di debriefing, insomma, allora lo dico pubblicamente, insomma, abbiamo iniziato tardi, non abbiamo finito tardi. Grazie Natalia, è stato un gran privilegio, grazie infinite. Altrettanto per me, Robert, grazie. Grazie Robert, e grazie soprattutto a Natalia, che ci ha regalato questa sua gita in Sardegna, è venuta apposta per noi, è stato un grande piacere. Non da Bologna, ma da Parma, quindi ancora peggio. Ancora più difficile. Non so se qualcuno ha qualche domanda per Natalia o per Lorenzo e Giordana, altrimenti andiamo verso le conclusioni. Volete chiedere qualcosa? Avete qualche curiosità, qualche aspetto da chiarire? Comunque potete scriverci per me su natalia@atstore.it. Ottimo. Allora, professor Usai, professor Fancello e Gianluigi, se fate un salto qui andiamo alle conclusioni. Mi alzo? Resta pure con noi che magari ti coinvolgiamo ancora. No, non come vuoi, volentieri. Allora, noi abbiamo progettato, io sto in piedi,
No, no. Abbiamo progettato questa cosa cercando di dare degli strumenti agli operatori. Credo che almeno dal nostro punto di vista come aeroporto siano arrivate molte sollecitazioni, molti spunti interessanti, molte riflessioni. Volevo sentire anche la vostra opinione. Gianfranco. Sì, intanto devo dire giornata molto bella e molto ricca, perché poi le sollecitazioni sono state tante, importanti, sono state anche di vario tipo, sollecitazioni diciamo di ampio spettro, poi approfondimenti che esistono molto ben specifici e definiti. Quello che diciamo uno dei messaggi che un po' ha attraversato questo riguarda che cosa? Il fatto che non bisogna mai ragionare per compartimenti stagni, anche la comunicazione non può ragionare per compartimenti stagni, ma bisogna, ce l'ha raccontato molto bene Gavino Sanna quando parlava, ha fatto un po' un excursus delle sue cose, di come è necessario essere aperti, avere uno sguardo, ancora di più per chi si occupa di comunicazione, uno sguardo ampio e largo. L'altra cosa altrettanto fondamentale è che la comunicazione non si improvvisa. È come io mi occupo di trasporti e mobilità, e quando sento qualcuno che pretende o immagina che poter pianificare un sistema di mobilità sia facile solo perché uno ha la patente, questa cosa poi crea, in questo caso letteralmente, morti e feriti. Sulla comunicazione è la stessa cosa, non perché uno parla, sa leggere o ha visto o sa giudicare un'immagine, allo stesso tempo riesce a fare buona comunicazione. Per fare buona comunicazione ci vuole professionalità, ci vuole studio, ci vuole analisi, ci vuole un background forte di dati, di approfondimento, di conoscenze. Questo è il secondo messaggio che mi è parso sia emerso oggi. Un altro messaggio che ho notato, anche se era tra le righe di tutti gli interventi, è il fattore umano. Quanto poi si parli di strumenti, di professionalità, di digitale, di analogico, ma di fatto sono sempre strumenti che collegano persone, che collegano professionisti, che collegano necessità lavorative o anche di svago, e quindi il turismo ha necessità proprio di persone che riescano a aggiungere valore alle altre persone. Quindi io credo che si debba ripartire da lì, appunto con coscienza, con onestà, come si è sentito spesso oggi raccontare, al di là della, passatemi, la glassa comunicativa che un po' copre tutto, copre anche le magagne spesso, purtroppo ne abbiamo parlato anche oggi, sia necessario proprio entrare a fondo nei processi e quindi in quello che sono le necessità lavorative di ogni comparto per lavorare insieme appunto in un'azione sistemica, come si è detto più volte, però appunto valorizzando il valore delle persone e valorizzando le professionalità per arrivare a una scelta condivisa e una direzione quantomeno condivisa, ecco. Invece si è un po' tutti sparpagliati in una strategia. Questo è secondo me uno dei problemi più grossi. Prego Antonio. Io direi che la giornata è stata positiva per tanti motivi. Il primo è perché abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme, anche questo è un modo di comunicare. Stare insieme significa portare la nostra idea ma confrontarci, che è un po' quello che abbiamo visto succede con il cliente. Noi abbiamo un forte bisogno di confrontarci costantemente col cliente, lo abbiamo vissuto a distanza per tanto tempo, ci dobbiamo riappropriare di tutti quegli strumenti che ci aiutano ad interagire, quindi dal dialogo, la comunicazione e l'interazione. E da questo punto di vista abbiamo rivisto insieme tanti vecchi adagi. Mi è piaciuto molto quando è stato riaffermato il principio: il prodotto si vende da solo, è qualcosa che diciamo ogni tanto per autoconvincerci, autoassolverci quando non facciamo tutto quello che serve. Lo abbiamo visto con i dati, quella slide di aprile dove davanti ad una capacità importante di offerta sul trasporto aereo non corrispondeva una vitalità del territorio, ci ha ricordato che tante volte anche quando la buona condizione ce l'abbiamo, il prodotto di base c'è, in realtà non stiamo vendendo niente. E allora su questo abbiamo lavorato, ci lavoreremo ancora, e nell'idea condivisa con Lucio, con tutto il comitato scientifico, i prossimi appuntamenti saranno dedicati a riappropriarci degli strumenti. Siamo partiti oggi dalla comunicazione, ma in prospettiva dobbiamo proprio rimettere al centro quella nostra capacità di conoscenza del prodotto e quindi di sua comunicazione.
Ma no, io lascio... No, al di là dell'aereo non voglio rubare... No, ringraziamo tutti per la pazienza, per l'attenzione. Vi invitiamo a darci qualche feedback, quindi avete le nostre mail perché avete sicuramente ricevuto una mail di invito e di informativa, per cui dateci un feedback su quello che avete sentito, capito, qualcosa che non vi è piaciuto e che cosa vorreste nei prossimi appuntamenti. Grazie a tutti e alla prossima.